falso allarme. Non parte Bagamitai. È andata sempre bene in questi giorni? Sì. Vede il file ma non vede il file. Boh. Va bene. Falsa partenza. Sigla fatta. Facciamo così. Tanto domani devo formattare il computer. Vedi, questo è il primo dei segnali della morte. Sì. Allora. Schedule 1. Non so perché sembra sempre che stiano squartando qualcuno qua giù, non so. Non lo Ok. E fino a qua ci siamo. Allora. Dobbiamo fare tutta la situazione Met e affini. Allora. La monnezza non è più un problema, sempre relativamente parlando. Anche se io a sto punto farei, guarda, questo qua. Las monesas. Voi due avete i soldi? No. E tu 400 ce li hai. Ok. Allora, vediamo un attimo voi qui. E ti metto anche questo bidoncino. Così mo adesso c'hai anche i soldi e puoi iniziare a ripulire un pochino il tutto. Oh, guarda che bella cosa, Gianmarco, che bello. Che bello. Quella monnezza. Allora, a sto punto passiamo dai dealer per prenderci qualcosina di soldi e iniziamo a mettere i pezzi per quanto riguarda... Minchia, molli 1400 hai fatto. Ottimo. Allora, compra un laboratorio da Oscar, compra dell'acido da Oscar, compra il Posporus da Oscar, Fa spesa doce. manda un messaggio a Shirley per comprare San Pseudo. Ok, quindi abbiamo Shirley che è il nuovo seller. Ok, ne compriamo di questi 5. Dobbiamo fare le prime prove. Quanto costano? 60, buttanazza. Però con questo poi ci facciamo tanti soldi. Allora, Sì. prima cosa fatta. Dobbiamo aspettare le 5 che apre il mercato nero, che sarà pure mercato nero, ma su certe cose ci tengono. Prima delle 5 non si fanno affari. Alle 6 così. 6 p.m. Alle 6 p.m. è vero. Vabbè, loro fanno lavoro pomeridiano serale. Dove hanno? Allora, non lo so che giro sta facendo. Che giustamente c'era la strada bloccata, però vabbè, almeno così ottimizziamo per quanto possibile. Cioè, che stanno buttando. Sì, perché da qui già gli ho bloccato tutta la strada. Solo che invece di fare il giro da dietro qua, ha preferito fare il giro largo così. Ma già, l'importante è che lavorino e facciano le cose in un certo modo. Allora, qui ci mettiamo 400. Così almeno l'amico Jim Fritz si mette un attimino a raccogliere, visto che c'è un bel po' da raccogliere. Noi qua diventato The Sims all'improvviso. Ecco qua. Io già qua mi sento stretto comunque. Dici? Sì. Allora, queste e queste al momento le posiamo e recuperiamo un po' di spazio. Ecco qua. No, signorina, però ecco, prende il sacchetto. Brava. Gianmarco, abbiamo risolto il problema della spazzatura. Prende e va a buttare. Grande signorina Da qua già ha Trismesto. fatto 3 sacchette. Questi li avremmo dovuti fare noi. Lo so. Vabbè, Solo prende le sacchette. Prende le sacchette che ci sono qui o utilizza le sue. No, fa le sue, già, ma non servono neanche più le sacchette. Vabbè, però se non la poppavano un periodo, cioè ci conviene comunque la vita. Ma noi forse dobbiamo prendere altra roba sulla pedana,
Allora, mo andiamo un attimo a vedere nel frattempo. Tanto dobbiamo aspettare il drop string distance. Drop distance. Dream Drop Distance, un'altra merda. No, dai, quello è stato divertente. Anche No, io perché. mi riferisco a Nomuka in generale. Allora, sai come l'ho trovato io, Dream Drop Distance? Di. Praticamente lavoravo come animatore in quel villaggio ad Agropoli. Lui uscì, io mi trovavo nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico Indiano Mondiale, non c'era né internet né altro. Ah, perfetto. Trovai fortunatamente un negozietto di videogiochi proprio sul lungomare di Agropoli che ce l'aveva. Difatti mi disse: sei uno dei pochi che conosce questo titolo e me l'ha chiesto. Quindi io avevo la mattina che lavoravo lì al bar, facevo animazione e sistemavo poi altre cose. Pomeriggio finito in un villaggio deserto, quasi pieno, fine estate, senza internet e il 3DS con Kingdom Hearts. La notte che facevi, Gianmarco? Non ti metti là a pettare i Dream Eaters Certo. scoprendo poi dopo anni che sono anime di bimbi morti, non? Il gioco è emozionante, come tutta la saga di Kingdom Hearts. Allora, noi un componente ce l'abbiamo e già questa è una cosa buona. Mo ci servono soldi per comprare tutta sta roba qui per montare sta situazione nuova che potremmo pensare proprio di fare qua al limite. Anzi no, Gianmarco, No. eventualmente pensando di aggiungere qualcuno e pagandolo nel motel, secondo appartamento che avevamo preso, vi facciamo il dipartimento Met. Okay. Senza che ci accavalliamo con le cose. Okay. Benji, soldi. Allora, quanta roba c'hai tu? Guarda, prendi 3 di questi. Allora. Polizia. No, se riusciamo a fare una vendita. No, aspetta, ci sono. È pieno di guardio. È pieno di radio. Tanto raccolgo un po' di spazzatura che a sto punto. Dici tu. Siamo qua, ci sono. A sto punto comunque sono soldi che ci troviamo dopo. Ripuliamo la città e ci danno soldini. Vinciamo tutti. Al mercato nero vogliono i soldi su carta, giusto? Contanti, ok, no, dimentico sempre. Dimentico sempre, giusto? Sì, c'è. No, è che in questa città le cose vanno in un modo un po' particolare, quindi uno Può essere capisce. pure che a chiappa le catrici sì, per carità di Dio. Non so poi come si giustifica questa Delinquente sì, ma ti faccio fattura. Faccio fattura. Emetto fatturato. Ma se io salgo sull'auto della polizia, Non farlo. no, non succede niente, cioè, ma all'improvviso arrest 5 stelle. Ma guarda, ma Dai che sono le 6, dai. Allora ci serve una chemistry station, un lab e dell'acido. Quindi minimo dobbiamo prendere 5 acidi. Ah no, lab vuole fosse forno per cucinare, sì. Il forno per cucinare la E merda. poi ci prendiamo tutto. Sì. Vediamo un attimo quanto costano e ci regoliamo e piano piano ce lo montiamo dall'altro lato. Però ci sta sempre il fatto che nonostante mo abbiamo tutti e due i dipendenti in quella casa là, ci porta Jeffrey pure l'altra volta, ce lo porta sempre nella casa là. E perciò volevo montare il laboratorio dall'altro lato. Che mettendo Jeffrey più un altro che si occupa di chimica, perché ci vuole il chimico mo adesso, vediamo di ottimizzare il posto lì. Vabbè, la puoi fare anche tu in realtà. Sì, però mo Jeffrey voglio vedere che o lo licenzio e metto 2 lì, uno che fa la mette e uno che impacchetta. Allora, Gianmarco. E la droga chi la taglia? Aspetta, mo vediamo subito. Allora, salve. Allora, acido 5. Acido 5. E fino a qua ci siamo. Poi, tu vuoi Chemistry Station, che sta a 1000 e ce la possiamo permettere. La Bowen 2000. Però ce la facciamo. Però possiamo fare, aspetta, togli qua. 1 e 2. Sì.
e questi li prendiamo. Se facciamo una corsa fuori, Che ti serve? c'è il Sta bancomat qui dentro? vicino. Sta dentro il bancomat, non l'ho visto. Dove Così. sta? Loro. Siamo nel Ah, ma questo è il futuro. mercato nero, è vero. Siamo nel Scusami. futuro, così. Non Chiedo hai mai visto un bene. mercato nero col bancomat incorporato? Io Chiedo no. Venzia. Chiedo Venzia. Allora, a questo punto ci prendiamo pure 5 di acido. Vai. Sì, sì, non fa niente. E Ah, il dobbiamo prendere anche fosforo. 5 di Fa 5 e questo. 5. Mamma mia, bello quanto costa sta Facciamo roba. la prima prova. Vediamo il tutto quanto ci viene a Cucina la fare. metanfetamina liquida nella chemistry station. Allora, Finirò anche a breve. pensavo era un poliziotto qui vicino. Allora, i ruoli dei dipendenti che possiamo aggiungere. Vai. Ok. Gli unici due che ci mancano sono chimico e l'impacchettatore. Dead Che noi abbiamo un botanico. Papa, io amorevolmente, con il cuore, con la mente, con e con tanto le affetto mani di questo t'alzavo. mondo, ma io ti devo spaccare la testa perché oggi ho preso, aspetta che rivedo il titolo così non faccio brutte figure, Daki, doc, Drop Daki, Daki. Daki. Tu mi hai buttato in un brutto guaio perché ho detto lo provo 5 minuti, da lì è passata un'ora e mezza. Non va bene questa cosa, non va bene, è bellissimo, ti ringrazio di cuore, mi ci sto divertendo, godo come un riccio. Appena nato da poche ore. Oh merda. Allora, ci Oggi vuole c'è il il coprifuoco chemist, là. Dobbiamo lo muoverci. possiamo mettere solo cazzo, il chemist costa 1.800. E poi 300 al giorno. Beh, giustamente ci vuole un attimo, una No, situazione un po' bellissimi. particolare. Allora, noi mo la sera la passiamo nella nostra vecchia casa. Ci montiamo già il laboratorio e tutto. Ma non ci abbiamo il letto, così là. No, no, c'è un letto. C'è Ce un l'abbiamo letto. ancora? Sì, 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 un letto di base c'è. Pianissime. Merda, Ok, tanto questa resta comunque casa nostra. Allora, a sto punto. No, non c'è il letto. Fottuto. Forkel. tu pure stai pure tutta la notte, così, Sì, io posso ricordati. stare pure tutta la Non notte e poi l'abbiamo ce ne messo andiamo di per là, non c'è fare. problema. Soprattutto di tutta sta munnezza, Allora, tutto no, te no, lo mo giochi. ce lo montiamo di qua e poi ci Vai. sistemiamo. Allora, Allora, uno. Chiudi la porta, così ho paura. Jeffrey, fai la guardia fuori. Allora, Grazie. Avevo paura. Chemistry Station è qui. Ora. Gianmarco, tu hai mai cucinato la Met finora nella No, tua vita? così non ho Neanche mai cucinato il con la gioco ci dice metanfetamina. fai. Allora, Liquid Met. Ok, ci serve 1, 1 e 1. Allora, quindi noi mettiamo questi tre ingredienti qui. Ok. Ti dà qui le ricette, ti dice quanto tempo deve stare in cottura, quindi 8 ore. Allora, noi prendiamo questo, noi prendiamo l'acido, piano che questo è acido ti fai male. Ok, un po' di questo. Ecco qua. Ok, ah Gianmarco devi fare pure. Oh, guarda. Oh, benedetto Dio. Ecco qua. Ok. Cazzo stai facendo? Allora, io mischio. No, Gianmarco devo fare tutti i passaggi. È ovvio che devi fare tutti i passaggi, così. Di la cucina sta droga. Poi metti il liquido qua dentro. Allora, 1.800 dobbiamo assumere qualcuno. Così. Il tuo Jesse Pinkman. Ok. Mettiamo qua. Dobbiamo mettere anche la giusta temperatura. Ah, comunque No, scendi. non so se avevi letto, ma Jessica Jones Ok, confermata, seconda a stagione posto. di Daredevil. Sì, ma là ci saranno parecchie Sì, sì. sorprese. Papà, pure io ti voglio bene, ma il giorno in cui ti incontrerò ti spaccherò la testa con affetto. Farà male. È stato un amore a prima vista. Ho detto, dai, una run, che fa? Lo provo. E vabbè, perché non fai la seconda? Ah, hai sbloccato dei potenziamenti e più energia e parti con questo da livello 2. Aspetta, allora facciamone un'altra. Facciamone un'altra e passa un'ora e mezza. Ma è semplicemente bellissimo. Che poi alla fine devi anche fare strategia su come fare le truppe per fare i fight con un sistema carta forbice sasso. Finita già, ma ci sono 3 campagne e sono riuscito a fare il primo stage della prima. Le altre 2 poi si sbloccano nel ramo delle abilità, che ci sono un sacco di edifici da sbloccare. Papà, io ti devo spaccare la testa. Con affetto proprio. Hai fatto un enorme guaio oggi. Quindi se hai altri di questi consigli, ma non si può fare la sub verso gli spettatori?
Cioè, posso fare io la sub a Papa, così Papa viene sempre, ci dai consigli e troviamo Non altri giochi. funziona così. Facciamo un Twitch al contrario. Non si può fare sta cosa. Tu metti soldi e aprite con un Twitch così, così. Di certo non te lo fa fare il signore Eugenio. Allora, noi qui dobbiamo aspettare. Cioè, tu scusami. Diceva 8 ore. Sono 8 ore perché 8 Sono otto minuti minuti. sono... Scusa, io dovrei pagare un chimico 300 al giorno, di cui lo fa solamente praticamente 2 volte questo lavoro, 3 volte, e poi hai finito 300. No, perché tu puoi, Gianmarco, se ti metti con 2 postazioni e gliele colleghi, distribuendo i materiali, tu gli dai la cosa attiva, gli dai i materiali, ne metti a fare 2 contemporaneamente. Comunque controlla Dead State, roguelike che parodizza Resident Evil ma comunque una sua personalità. Ha usato la parola magica, Gianmarco, mannaggia la miseria. Papa, tu mi costerai un capitale a me, io lo so. Che cos'è qua? Adesso? Già leggo pixel art. Allora c'è sta pixel art, mi hai detto Resident Evil. Che cosa sei? Una strega dei grandi cini. Enormi. Vedi Dimitrescu. Ma è Come tipo base. alla Isaac, però a tema horror, ma con i porcelli. C'è la coop. Condivisione familiare, no, solo giocatore singolo. Questo me lo metto con piacere. C'è pure una grafica un pochino mista e particolare. Quanto costi? Questo. Ok. Un po' come Balatro. Papa mi farà andare a finire sotto a un punto. Sicuro. Vabbè, io sotto al punto, però con tanti giochi, tipo il mio tesoro, però sotto a un punto. No, senza... Ah, poi no. Minchia, sta 4 euro su Instant Gaming. Ok. Mi vedo qualche video gameplay. Allora, alla numero 1 non ci andiamo a dormire, stiamo in tempo reale, aspettiamo il capodanno qui che passano questi 4 minuti. Cuciniamo pure, così visto che abbiamo il nostro dealer che ha finito le cose, noi domani mattina gli portiamo sia sti 7 barattoli qui, più qualcosa che andiamo a fare a casa, più la metto, prodotto nuovo. Vediamo, dobbiamo vedere a quanto si può vendere soprattutto. Io vorrei solo cercare di ottimizzare facendo questo però. Ma non mi interessano neanche i soldi. Però ok. Tanto la roba da Però qua. non è lo stesso. In che senso? Il tipo che sta giù non è lo stesso che abbiamo di là. No, si assomigliano Però ha lo però. stesso nome. Si assomigliano. Ma non si può disdire. Ciao. Ok, fatto. Ciao. Siamo liberati lo spazio. Capito. Noi mo qui mettiamo un letto. Mettiamo un letto, un gabinetto così il dipendente è felice. Laboratori qua. Armadietto per i materiali. Armadietto finitura consegna materiali. E qui mettiamo a fare un po' di met ogni tanto così. Ho capito, il gioco è questo. Non nego che mi piacerebbe cominciare anche un canale Twitch, ma ora come ora non ho l'attrezzatura per lo streaming. Il PC in primis. Allora, guarda, tu poi se vuoi qualche consiglio, io ti posso indirizzare tranquillamente perché credimi, se vuoi iniziare a fare qualche live o fare qualche prova, anche perché se hai i titoli che comunque un computer che ti permette di far partire titoli anche più tranquilli, io ti dico ho usato OBS per 2 anni, però sono passato a Meld Studio, è più facile, lo trovo più leggero e mi crea meno problemi. Davvero tu ti metti lì, imposti la scheda, vai in live e via. Ti imposti tutte le impostazioni e non ne sono 5000, ma solo un centinaio però fatte bene e viene continuamente aggiornato. Per l'attrezzatura non è che ci vogliono milioni, guarda, ti dico proprio tranquillamente, materiale e cose come ce l'ho io, non di supermarca, ma buone,
e che ti fanno comunque fare una live tranquilla, credimi, 100 euro ce la puoi fare tranquillamente. Tipo, se hai una Play, potresti pensare di prenderti una scheda d'acquisizione di rete e trasmetti per lo più giochi da console. Si può fare, non è detto che devi partire già facendo il top o il massimo o avere chissà che cosa. Il consiglio principale, fallo per divertirti, non pensare solo tanto al per diventare famoso, mettiamola così. Ma comunque oggi Vai, ho sentito una persona, come sta con la persona? mi ha detto una cosa. Ho messo un altro terabyte computer per sicurezza. Non c'ho più spazio. Io vorrei andare a casa di Francesco, dirgli spostati dal PC, fammi vedere le tue cartelle, fammi vedere come tieni raggruppata la cosa, cosa hai installato, cosa c'hai. Non tengo spazio. Ho messo un altro terabyte. Ah, ok, ecco, questa è una cosa che non avevamo mai visto. A che ora Il gioco alle finisce? 4 Sì, si ferma e devi andare per forza a dormire. però tu c'hai tempo infinito, quindi in questo Capì? caso qua. Nemo, finiamo qua e proviamo ad andare furtivi a casa. Questo è abbastanza broken in effetti come cosa, eh? Vuol dire poter mettere perché le cose progrediscono ugualmente. Sì, io mo difatti facciamo una prova a casa, se per caso noi possiamo imbarattolare qualcosa. Cioè, Se per caso quello continua a lavorare e ci fa risparmiare un sacco di tempo, non la usiamo sta cosa. Ti metti una notte con 50 piantine lì, ti fai 10 milioni di dollari. il giorno dopo No, parti. è finita, Germano, non c'è più Diventiamo divertimento. multimilionari. Questa è la prima volta, ce la vediamo con calma, ok. Allora, Un PC fisso un po' più performante. E allora, papà, metti piano piano soldi da parte e quando sì, riesci ti fai un tanto buon PC. ci sono comunque pure buone offerte pure su Amazon o in giro, eh. No, no, papà, noi non Ah, seguiamo per Monster farne uno? Hunter. Assolutamente no. No, Nessuno di noi gioca a Monster Hunter e io non ho assolutamente fatto 1000 ore su Word. Mai. non ci siamo Mai. uccisi e scannati nell'uscita del nuovo per cercare di finirlo quanto prima e poi non ho avuto il tempo. Volevamo organizzare la Gilda in live. Non siamo stati ancora capaci di farlo una volta in live. Il problema è che qua ne fa uno alla volta, Gianmarcone. Come non l'avevo Ne ha fatto solo uno e posso rifare l'operazione. fatto? Anzi, qui Monster Hunter non si nomina. Ho un roguelike in stile Hades misto a Monster Hunter. No, Ah, papà, me lo devo papà, far bannare papà, stasera. Cioè, butta dentro, butta dentro. Ah, ma allora qua vogliamo che proprio... carattere. No, ma sei un ragazzo Dimmi pericoloso. un po' a quando si può vendere mo questo, mentre si fa questo. A quando si può vendere questa met. Aspetta, mo la dobbiamo mettere a cuocere, voglio iniziare a fare qua così. Ok. Minchia. Allora, io mo metto questo qua. Giustamente. Apri qua. Tu metti tutto qua. Ah no, perché tu devi fare i cristalli. Esatto. E allora mo ne Altri 5 usciranno di minuti. più. Questo come Allora, ne escono un qui po'. lasciamo a fare, qui lasciamo a fare. Ce ne torniamo a casa nel cuore della notte. Torniamo domani mattina che sennò è troppo cittare così. È abbastanza broken. Secondo me il Napoli sta per vincere lo scudetto. Secondo me. Qualcosa ce lo fa pensare. Ah, Papa, allora, visto che forse se vanno bene alcune cose, il Napoli potrebbe vincere lo scudetto e sto sopra un bar. Se sentiamo il casino all'improvviso, Savara. Aspetta però, Aspetta. vado a vedere perché se l'Inter non ha perso è inutile. Inter non sta facendo niente. Sì, 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 No, sì, in sì. realtà non stanno 0-0, oggi quindi non sto capendo Vabbè, si bene. stanno esaltando giustamente. Vabbè, io non seguo il calcio, quindi non so. Sì, esattamente come Ives. Sì, 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 sì.
Mature Fujinoko. Oh, visto che con Edes mi sono divertito un bel po', e a breve volevo anche prendere il 2, che se non mi sbaglio dovrebbe forse essere uscito dall'accesso anticipato. Io intanto questo me lo metto nella lista dei desideri e va bene così. Io andrò a chiedere un finanziamento, nelle note del finanziamento scriverò perché conosco Papa e mi suggerisce cose. Partita la voce sotto, qui ho detto chi cazzo è mo che sta Perciò parlando. Ok, ok. Allora, guarda, controllo subito perché abbiamo Francesco in live che l'aveva preso e comunque ci ha dato il suo benestare, però è ancora in accesso anticipato, ma comunque è giocabile tranquillamente. Quanto stai adesso? Sei ancora 28,99. Ok. Allora, Mm, 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 mm. Si potrebbe fare una bella cosa così. Allora, iniziamo a fare così. Imbustazione, anzi, barattolizzazione. E iniziamo a portare questi al dealer perché non ha prodotti. Ok, state a prendere questi e via. A sto punto, mentre tu... due dall'accesso No, anticipato. no, 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 eccolo qua. Si parla del diavolo e spunta il crozza. Spuntano i crozza. No, 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 è ancora in accesso anticipato. Ho controllato adesso la pagina. Ciao Francesco, Salve, signor come Francesco. va al lavoro? Allora, a questo punto qui sarà tutto pronto. Stai facendo il trozzi pitrozzi? Facci sapere. Ok, 30 mancano secondi. ancora 30 secondi. Qui avrà finito. Mancano 2 minuti. Non ancora. Dobbiamo comprare letto, fare soldi per chimico e fargli fare tutta sta cosa qua. Anche perché visto che ne fa uno alla volta, tra questo e questo, ha da lavorare durante Sì. la giornata. Ce l'ha. Allora, da bambini col laboratorio dei mostri, il forno dei mostri, ma non mi ricordo il nome esatto, facevo i mostricini. Ma che c'è? Da grande faccio la Met in digitale. Va bene. Ma che c'è di da dirli anche da non c'è GTA 6. Ok, collect. Come Allora, Fortnite che è rimasto in beta, che cazzo era? Non mi ricordo per tipo 4 anni. No? ho trovato i Trozzil. 10 cristallozzi, lozzi. Ok, e Ma questi quindi si la vendono facciamo così? così. Allora, Come questa si mo vendono? vediamo con i barattoli. Aspetta, andiamo a vedere con i Li barattoli. lanciamo. Trozzi pitrozzi. Dai, dai così. Vai, vai che ce la fai. Allora, tu qua stai facendo tutto, però se faccio così e faccio così, ecco qua. Belli i barattolini di me. Hanno pure partecipato da uno dei Tokyo Extreme Racer a settembre. No, la polizia. No. Quindi continueranno ad aggiungere cose, Francesco. Tu la base già l'avevi finito, giusto tutto quello che c'era finora dentro? No? Allora, Sei un trozzi ecco. pitrozzi oggi. Si fa. Ecco qua. Prendi altri questa e questo portiamo tutto Sì. alla dealer qua. Almeno così c'è un bel po' da vendere. Come non detto, va bene. A sto punto. $4. Allora, a sto punto.
Vedi un po' qua quanto si vende. Lui c'ha 1113. Allora 70 Gianmarco. A 70. 71, quindi con un... facciamo 700 con un lotto, però ci vuole parecchio tempo per fare tutto. Allora noi facciamo così. Prepariamo un sacco di roba. La vendiamo. Vediamo di farci entro stasera i 1800 per metterci il chimico e lo iniziamo a far preparare tutte le cose lì. Quindi noi iniziamo a preparargli la stanza per bene. E il Pitrozzi. E il Pitrozzi. Allora, tu ce ne hai altri 31. Tu ne hai 48. Già li ha venduti. Che cosa? Ah no, la Met non gliel'ho data no, ancora. No, mi ero dimenticato che era andato lì e non c'era. Così. Proviamo a venderla noi, scusa, troviamo qualche cliente. Allora, Questa che proprietà c'ha? La Met? tu non possiamo fare ancora. Windblown Roguelite Coop dai creatori di Dead Cells. Ok, aspetta, mettiamo pure questo. Papà, io ti ricordo che comunque Enzo non è Bill Gates. No, ma io li metto nella lista desideri, ma va bene Ora per Gianmarco. colpa tua dovrà vendere gli organi. Molto probabilmente Sei sì. contento ora di questo qua? No, aspetta. Che ne sono 5 dentro. Ah, è vero, allora aspetta, per 3,50... 7 per 5, 35. Vai, proviamoci. No, non gli A lui piace, non allora. piace. Okay. Tu tutto giallo? Billy. Billy, non possiamo ancora parlarci. Vediamo se è tornata lei. Si trattiene qualcosa, però. Dove sta sulla mappa? Allora la raggiungiamo. Allora, proviamo qua, è ancora fuori. Molly. Ok, sta dall'altro lato della strada. Eccola qui. Molly, allora, ci dai questo. E guarda. Ecco, Molly, divertiti. Ok, nel frattempo, costi soldi, più quelli che prendiamo dall'altro dealer, iniziamo a montare la stanza di là. Uscito preordine di Stellar Blade. Ah, per PC. Poi c'ha problemi pure col PSN, tutta una questione di Sony che non ho manco seguito per bene. Io ormai me lo so giocato Ok. e ho dato. Ho fatto 2 run, mi pare, sì, 2 run. Ok. Finché vende organi non suoi va tutto bene. Poi l'ho detto, sono un diavolo tentatore, il mio lavoro è tentare e rovinare la gente. Vabbè, Capito? Però il problema è che mi stai dando tutte cose, una ne ho preso oggi e se succede bordello. Allora, a sto punto, soldi su carta, deposit. Mi raccomando, Francesco, quando poi esce Stellar Blade e lo giochi, non mettere quelle mod. No, quello già ce l'ha Già ce l'ha scaricato. scaricato. Sì, sì, già è pronto. Non lo fare, sporco. Allora, un letto. Ci sono contenuti nuovi, costumi, godo. Armadietto Francesco, io ho medio. paura di quello che tu farai, onestamente. Quelli sono mod che io scaricherei. Papà, lo so che sei pure tu uno sporcaccione. No, vabbè, ma la nude mod per Stellar Blade, cioè... È già abbastanza nuda. L'hanno fatto per altri giochi, mo Siete capirai per dei Stellar Blade, mo qual è il zozzi. problema. Soprattutto tu, Ciccio, per gli amici greco. Allora, questo qua. Questo lo mettiamo qua. Ti trozzi. Svuotiamo pure qua. Butta una lancia. Aspetta, vediamo se ho ancora la skill. Troppo alto. Succhiol. Che cazzo hai fatto? Perfetto, ho calcolato il tempo dall'altra volta. Allora. Mod non ne metto, mi scoccio solo pensare di dover scaricare un Oh. manager. Già Sifu è una palla. Però per Sifu ci può stare, dai. No, per Francesco, vabbè. Però se ti piace qualche mod, da uno grosso. Mica non puoi. Però non fare lo sporco. Voglio una mod che tolgono la protagonista di Stellar Blade e mettono Pippo Baudo. Posso avere questa mod? Fate questa mod. Futanari mod. No, papa. No, Futanari no. No, papa. Ti prego. Ma finì poi durante i combattimenti. Oddio, ma finì nei fight giri, fai qualche hit in più, hai capito? Già ce l'ha, non ne serve un altro. Allora facciamo così. Questo per il materiale che serve di produzione e lo mettiamo qui grosso.
Quindi lui da qui lavora tutto qui. Attenti alle trombette se segna la Lazio. Stanno strombettando da Danita, Francia non è cambiato nulla per ora. Servirebbe un altro letto, Chi ci vuoi mettere pure? un imbustatore. Però qua ne esce poca, lo zio, non penso sia così necessario. No, così se noi lasciamo tutti e due Mm. set completo, massimo andiamo solo a fare un po' le pulizie perché in due sporcheranno come la merda. Ci Va bene. abbiamo Matt che viene prodotto all'infinito, grosso modo, basta solo che gli teniamo i materiali. Però puoi assegnare 2 lavoratori qua, lo zio, a me pare da solo uno però. Allora, sì, qua è solo uno. Qua possiamo avere solo una persona. Sempre con Catanzaro Simulator? Sì, per Lo facciamo sempre così. con Catanzaro Simulator. Sì, siamo riusciti pure a fare la Met, quindi stiamo ingrandendo gli affari. Allora, a sto punto, visto che ci è tanto piaciuta, ci prendiamo un'altra packaging 2.0 e ce la mettiamo qui. Ok, no, lui qua poi non riesce a passare, quindi in mezzo ai coglioni così, però, facciamo così. Facciamo così che a questo punto quella piccola non serve più perché li prendiamo direttamente noi. Sì, invece ho Facciamo. visto che ha segnato l'Inter, ma stavano 1-1, lo zio, Inter-Lazio. Ah, ok, E ha ok. risegnato l'Inter, peccato. Napoli sta sempre 0-0, Allora, mamma mia, packaging station qui. 0-0 col Parma però, madre di Dio. Questa per i materiali a lui, così lavora per bene. E ok, qua ci passa. Tutti i barattoli qui. Così, ma perché non abbiamo un progetto nuovo? Creiamo Quale? la nostra squadra di calcio, andiamo sfidando tutte le più grandi squadre di Serie A e diventiamo noi rappresentanti mondiali. Noi saremo... vabbè, perché Nazuma Eleven non lo Però conosci, non però... ricordo il nome di quel gioco. C'era un giochino a tema Eh? calcio Eh? che avevo anche provato ed era sfizioso. Non sono esperto, lo zio. Non ne conosco solo di Nazuma Eleven e Capitan Tsubasa. Era una specie di Nazumi Eleven, Mm. ma tipo RPG, esplora il mondo, trova personaggi con abilità particolari, fate la squadra di calcio super forte e sconfiggete il E male. se lo Non ritrovi, mi fammi sapere. ricordo come si chiama, mannaggia la miseria. No, non si fa. Allora, packaging abbiamo messo, ci conviene mettere. Ancora dobbiamo picchiare qualcuno in tutto ciò. Non abbiamo ancora attirato. Galactic Football, non so se c'è il gioco di Galactic Football, No, non Papa. credo sia quello. Bella, bella serie pure quella, era francese tra l'altro, e capata. Molto figo. Allora, mettiamo questi qui velocemente. Se abbiamo la scorta e ne possiamo prendere 20, altri 4. Quindi abbiamo sempre la scorta qui. Siamo pieni di barattoli. Che mettiamo lui qui, Sì, collegato con questi due, con il materiale che prende da qui. sì. Gli teniamo di tutte e tre le categorie. 3, 3. Ah, c'è un gioco per DS, non ho mai visto ai tempi in cui Devo ci mettere giocavo un a attimo a DS. riflettere. Forse il titolo era pure sul Game Pass, se non mi sbaglio, sto gioco. Collegato da qua, con uscita. Ma le uscite di emergenza ce l'hai? No, qua c'è una porta e E gli basta. Allora, elmetti, le scarpe non antinfortunistiche, c'è. una merda E e lavora mezza, con un forno acido e cose varie, e roba con cui potrebbe i farsi male. guanti, Niente. ma che schifo di Ma perché il prossima gioco non volta. ci dà l'opzione. Ho capito, però diamo sempre la colpa agli altri. Tu sei un datore di lavoro terribile, un Ho mostro. capito? Io voglio pure pagare, ma se il gioco non mi dà certe cose, non è colpa mia. Così, ma dove sta il tipo? 1 e 2. Prima non c'era, da dove è uscito? Prima lui non c'era un Magari stava secondo dentro fa. a fare È un qualcosa. pazzo. Allora, noi poi qui non abbiamo neanche niente. Abbiamo finito tutto, dobbiamo anche Dovremmo saldare riassortirci anche qui. debito, così. Allora, ottimizziamoci un attimo pure la postazione qui. Facciamo così a sto punto. Ok, accadono cose.
segnato Napoli. È accaduto qualcosa, sì. Ha segnato Napoli, ha segnato Napoli. Qualcosa è accaduto. Ha segnato Napoli, ha segnato Napoli. Ma dice 0-0. Ma perché questi bambini sono pazzi? Non lo so, stanno esultando tipo avesse già vinto effettivamente lo scudetto, quindi non ci stiamo trovando, stiamo cercando di capire. Sì, ma pure noi, ma stanno iniziando ad esultare come se avesse vinto effettivamente. Ah, giustamente tu poi la svuoti la spazzatura, ok. Comunque il Questo Napoli ha qui. avuto 2 fuorigioco che vabbè, e abbiamo fatto 72% possesso di palla. Com'è possibile che non stiamo segnando? Squadra di seghe. Basta così. Addirittura se ne potrebbe mettere anche un altro. La Protolo Soccer Team si apre adesso. Francesco, che ruolo giochi? Francesco, che ruolo giochi? Facciamo Basta, così. mi sono stancato. Papa, dimmelo anche tu in che ruolo giochi, Tu ragazzi. Il team vai si sta per qua. aprire. E poi c'è da fare. Vuoi Tu. fare il giocatore o il manager? O vuoi fare No, io l'allenatore? sono una pippa a giocare. Ho giocato pure qualche L'allenatore? volta. No, fatemi fare l'allenatore. Diavolo, si ci motivi. Fatemi fare l'allenatore a me. Io faccio il bibitaro. No, papà, tu sei scendi in campo, non mi rompi la minchia. Vedi, Francesco, difensore, A potentissimo. posto. Potentissimo. Non mi devi scartare. E No, l'avversario non non devi lo scarta. scartare. E Esatto, l'avversario non lo bravissimo. scarta. Bravissimo. Fatto. Bene. Ah, ha pareggiato la Lazio, perciò stanno esultando. Buono, buono, buono. Possesso palla serve a poco, se no lo Questo a trasformi in qualcosa. posto. E infatti, Ok. Pierluigi, quello che dico io, con 72% di possesso palla e non hai fatto un cazzo, c'è un problema. Allora. Mo ci servono soldi, però abbiamo dato un bel po' di materiale Siamo ottimo. Peddler 4. Abbiamo sbloccato il peperoncino. Forza Inter sempre. Francesco, ma tu manco lo segui il pallone. Io farei il terzino, visto che non sono molto alto, quindi al centro della difesa non potrei stare. Va bene Allora. Pierluigi, butta dentro. Sì, io giocavo difensore anche io in realtà, però mi adatto, al massimo faccio l'attaccante ma li prendo a calcio in bocca. Allora. Giulio Finiti i Cesar, soldi. Palacio, Zanetti e tu, se non sbaglio va bene Francesco. Giustamente. Poi una formazione a 4. Manco calcio a 5, a 4. No, Vabbè, credo facciamo. che ci siano problemi così, eh. Non Faccio il sono un guarda. esperto di calcio, ma secondo me. Faccio il guardalinee. No, allora, papà, io te lo ripeto un'altra volta perché forse non ci siamo capiti. Tu giochi Ok. e tu sarai la nostra punta di diamante. Io ti supporterò. Francesco penserà alle difese e Pierluigi ci fa da terzino che supporta. Siamo a posto. Io vi Però, faccio man, trovare gli asciugamani e gli accappatoi sì, pronti. però sei il portiere. Se no, chi cazzo faranno? Regen, allora Regen è arrivato tardi. Reghe. Regen o quello, sono arrivati tardi stasera. Fanno il portiere. Beh. Mentre l'altro coprirà un ruolo di difesa o centrocampo, Esatto, quel che serve. esatto. Vai, vai. Puoi fare ogni informazione che vuoi se i giocatori sono disponibili a sacrificio e pochi lo sono. Ecco così. Nel frattempo, Francesco, portiere volante. A posto, Ma abbiamo se corro risolto. 50 anni scuola 3 polmoni, allora papà ho risolto, tu fai la punta ma stai sempre davanti, non ti muovi da là. Francesco c'ha la skill. Non mi devi segnare. Il giocatore prende e sbaglia il tiro. Fatto. Ok, Fatto. vabbè, è un superpotere Allora, praticamente. ti ho detto non mi devi Non segnare. mi segnare. E lui lo insegna. Poi è ricco, quindi si compra l'arbitro, tutto a posto. Ah, stiamo coperto Siamo a allora. posto ragazzi. Dov'è la casa del sindaco? Era di qua. Quindi lui si mette qua dietro. Papà, comunque non ti preoccupare, poi signeremo insieme, faremo il doppio calcio Allora, iperspaziale, io e te. ok. Visto che se no è mobile mettere fuori gioco. Però tu stai tranquillo. Il piano che Enzo ha elaborato perché l'allenatore Tutto a non posto. può fallire. Tranquilli. 5-5-5. Tranquilli. Sì, come Ronzo Canà. Esattamente. La tecnica funziona. No, ma questo è Little Tony cantante. Io volevo Little Tony attaccante. Quelli poi sono problemi che si possono creare in determinate situazioni. Allora, qui sopra avevamo solo altre Ad sacchette. Ammonnezza, di cui una è anche Ci in serve chiave. il soil. Ci serve un po' di soil. Almeno 5 per fare il primo. Formazione 9-1-1.
Sì, Sale ce Francesco. l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, possiamo fare così e riavviamo un attimino Però la produzione di pur il materiale. 118 va bene, Francesco. Un attaccante, un centrocampista e 8 difensori. Tutto in Potentissimo. difesa. Se ti ricordi, Francesco, formazione come la Farm Junior High, Francesco, imbattibile. Ok, abbiamo Il risolto. leggendario 555, ma la Bizona anche. Posso Mo tu dire a che abbiamo. farfalla. Non posso dire che stiamo facendo la bizona perché abbiamo un difensore che è bistronzo, perché è due volte stronzo. Possiamo dirlo? O si offende, secondo te? Potrebbe essere, Ok, però. no, io chiedo sempre prima per sicurezza. Ah, Francesco ha avuto un'ottima idea. E già questa cosa parte Allora, un secondo attimino. me, se giochiamo in 12 non se ne Eh, accorgono. Uno ogni tanto esce, fa la mossa. Francesco, hai ragione, 11 o 12 non si noterà mai la differenza. allora mettiamo dei baffi messicani finti, così uno entra, uno esce, li indossa da lontano, vedono i baffi alla messicana e lui. È accaduto qualcosa. È accaduto qualcosa. Raga, aspettate un secondo. È accaduto qualcosa. Stanno urlando. Non sto capendo. Lo zio, ma stanno 0-0 perché fanno questo? Avranno vinto una consumazione omaggio al bar? Non lo so. L'Inter e Allora, Lazio stanno ancora 2-2. fertilizzante. Non ho capito. Vabbè. Bambini pazzi. Ragazzi, aggiornateci noi perché qua ci confondono. Hanno sparato sulla folla. Purtroppo Papa non ancora. Forse a breve. No, ma c'è stato un aumento dell'urliccio, trombette e quant'altro, come se effettivamente. E quando segni il Napoli, mo che succede? Sì, segna il Napoli. Scuole chiuse a Napoli. Fertilizzante. Contraccettivi a Napoli non si usano, me lo chiedo spesso anche io, Francesco. No, no, si usano, però dai, una giornata così, un momento di festa, almeno urlate quando è. No, ogni 2-3 secondi così. Venti di fertilizzante, barattoli ne abbiamo. Altri 10 barattoli per casa. Soldi là li stiamo mettendo. Spazzatura non ci serve niente. Spara dalla finestra. Francesco, non abbiamo armi da fuoco, 1 e 2 non ci Facciamo mettiamo a metterne un sparare su altro dei bambini. e un altro di questo. Vero che se questi bambini Ok. continuano così, io scendo e li alzo con la macchina. Perché vogliamo anche festeggiare, non ci interessa il calcio, ma comunque fa piacere che la nostra città abbia vinto lo scudetto. Ma fateci capire un attimo per bene quando. Sparo cazzate dalla finestra. Non credo gli faccia danno, però, Papa. No. Se è capace che se usciamo e diciamo che ci tirano pure qualcosa di. Quindi noi aspettiamo il Vabbè. messaggio. Sì, vabbè, dai, non avete armi da fuoco, ma vattene a fanculo, dai un po'. Ma fate così. No, sembra più che altro un miscuglio di cose così. Comunque, Francesco, io ti ricordo che sono a casa di Enzo. Enzo, da quello che penso potete vedere, non mi sembra la persona più criminale e violenta di questo mondo. Perché mai dovrebbe possedere delle armi da fuoco? Se mi fai incazzare un calcio nelle palle te lo do Ma sempre dai, con ma è piacere un e attacco fisico, quello soddisfazione. un corpo a corpo. Però di base, Non credo che tu possieda una pistola, Enzo. no, Non no, brutta. pistola no. C'ho un Mica. Keyblade a grandezza naturale nella stanza di Giuseppe abbiamo in un metallo. Keyblade, sì. Quindi eventualmente se entra qualcuno glielo posso dare. Sì, c'è un Keyblade. Purtroppo No, che tu proveniente da così. una saga di merda, ma No, no. è una saga in via di evoluzione, Ecco, millenaria. sono sempre gli insospettabili ad avere uno spasso sotto al letto. Enzo Vabbè. gli ha detto che c'hai un pompa sotto Non al c'ho letto. un oddio, c'ho il letto con sottoletto molto largo con tante cose dentro, ma fucili no. C'è qualcosa Vabbè, che potrei dai, facciamo utilizzare gli come gnorri. arma, Tu sei gnorri, Francesco, e sei anche un mini pony. In via di evoluzione al contrario. Sì, si involve. Facciamo 400 qua così lui inizia a lavorare. Altri 200 a te così ci togli la monnezza. E dobbiamo mettere innanzitutto che tu ti occupi anche di questo nuovo. E questo ce lo programmiamo per questo fertilizzante con destinazione qui. Qui ci mettiamo mo assegnato o forse
stava per segnare. Adesso ha segnato, no? Che è la seconda volta in un paio di minuti. Aspetta un attimo. Vabbè, Inter e Lazio hanno 10 minuti di recupero, mi sembra un attimino eccessivo comunque. Questi bambini mi stanno prendendo per il culo. Ma che vuol dire? Ok, così tu metti a posto tutta la spazzatura che va a finire qua. No, non li capisco questi pulcini. Allora, no, facciamo l'operazione inversa, Gianmarcone. Ha segnato palese la Lazio. È frenuto l'Inter. È finita l'Inter, ragazzi, disse il saggio. È frenuto l'Inter, ragazzi, è frenuto. Ma in realtà è comunque peggio perché si decide comunque tutta l'ultima partita. Il letto ce l'abbiamo, quello ce l'abbiamo. Marco, per favore, armati di spas, sta sotto il letto di Peppe per depistare. Bro, ma io non credo che Peppino abbia sotto al suo letto uno spas. No, fidati, non ce l'ha. E poi non voglio fare un male che si gioca solo quello, ma la cosa dei giochi del bundle... Li devo riscattare nei prossimi giorni. Mi sono tolto le cose e tutto e che devo anche formattare il PC domani. Quindi ho detto mi formatto il PC domani, martedì mi sbloccano la situazione anche col conto e tutto. Lo riscatto e vi mando il codice. Mi sono tolto proprio le immagini da mezzo perché già mi ha fatto un paio di schermate blu il computer, non volevo perderle. Sono riuscito a passarmi tutto oggi, domani si formatta e per martedì risolviamo anche la questione dei codici. Però io posso passare tranquillamente di là. Dai. Metti pausa. Mo ti fai in culo. Metti, vai. Ti faccio il bonifico. Allora. Ce l'ho. Vai. Ce l'ho. Mo ti fai in culo, Francesco. E lo accetti. No, dai, non lo gioca tanto. Cioè, è perfetto. Una cosa sensata. Cazzo io ne sto stronzo. Allora, ci possiamo pensare? Così non interrompiamo. Sì, ok. certo, è ovvio. Va bene. L'hai scritto. Signori, tutti i testimoni in chat. Fate una clip per piacere, così si vede proprio che c'è il live dove lui liberamente, signori della corte, il signor Tanto Francesco. Sei un pover'uomo. Sei. Anche figli di Bottano. Però questo è un altro discorso. Questo. No, papa, testi money. Mamma mia, bella, papa. Guarda, papà, non ti caccio dopo sta battuta perché mi hai consigliato tanti giochini interessanti. Però non fare così, papà. Ti avrei cacciato fuori direttamente. Allora, già, ma mo facciamo il piano in maniera diversa. Nella casetta nuova, visto che già c'è un letto, assumiamo un imbustatore e gli facciamo preparare tutto quello che prepara l'altro. Okay. Così abbiamo un ciclo produttivo completo. La Met ce la mettiamo a fare noi. Abbiamo il letto là per dormire. Sì. Di là dobbiamo andare solo per prendere i barattoli e portarli in giro. Volendo, sì. Cioè dobbiamo tornare a vivere dalla signora Chen. Sì, cioè che ha finito con... Allora la casa nuova è questa. Va bene. Perché effettivamente se ci pensi, prima di quella c'era da comprare il magazzino e ci poteva Noi che stiamo una... andando bene, stiamo facendo soldi, quindi stiamo andando avanti. Là. Allora, un handler quanto costa? Nel bungalow? Avanti. 1.300. Allora, lui già è arrivato. Va bene, papà. Non penso. Non far bannare stasera, papà, eh? Ma perché si blocca sui marciapiedi? Perché? Allora, mettiamo in moto la macchina perfetta. Adesso, se noi torniamo magicamente lì. No, aspetta, il piano per essere perfetto. Francesco oggi mi ha illuminato su una cosa. Ossia? In Final Fantasy 9, mi pare che sia il 9, ci sono delle citazioni a dei cantanti famosi con nomi diversi e lui oggi mi ha azzeccato con tutti questi nomi, fra cui Céline Fastidion.
Po è partita la prima botta. Francesco era la casa. Po e questa è la Anche seconda. la casa dell'altro Francesco. Sei fastidioso. Allora, ci servono dei soldi. No, a breve tocca a noi. Che il minimo vuole 200. Allora, facciamo così. Forse riusciamo a fare qualcosa vicino casa. Allora, Tra l'altro, Francesco, ho letto bene, l'ultima partita del Napoli è col Cagliari, quindi giochiamo contro i tuoi compaesani. Sei contento? faccia Roca. Ma in politica non potete bannarmi, altrimenti niente più giochi da scoprire. No, ma difatti per questo non verrebbe bannato al momento. Verrai messo in time out Noi per 6 anni. Allora, se noi continuiamo su questa buona situazione dove tu ci consigli giochi di un certo tipo, però poi fai battutine, boh, così a noi ci va bene. Va bene così, va bene così. Aspetta, forse posso prendere i soldi. Vieni qui, dove vai? Francesco, che cosa ho detto di male? Scusami. Forza dai. Abbiamo Joshua. Francesco. Allora, mettiamo innanzitutto il letto, ti diamo il nostro perché così puoi dormire. Poi ti diamo la station, tu devi lavorare qui. Roads, da qui a qui. Ok. E ne puoi mettere anche un'altra. Da qui, dove sono i barattoli, a qui. Così tu ti metti i barattoli. Cioè dovrebbe capire di prendere i barattoli, caso mai finiscono. Dovrebbe mettere le cose pulite. Allora, mo facciamo sta prova. Allora, questo è il tuo letto. Tu vuoi 200, te ne diamo 400. Vediamo se la macchina economica funziona correttamente. Allora, lui si avvia. Lui va qui. Prende il barattolo. Bravo. Riempie i barattoli. E per il momento, giustamente non fa un cazzo perché qua le piante non abbiamo materiale. Però la prima fase l'ha fatta bene. È un processo a step, Gianmarco. Allora, tanto qui qualcosa sta quasi per uscire fuori. Voi avete tutti i soldi? Tu c'hai 200, te ne metto altri 200 così si a posto un'altra giornata. Tu 400 ce li hai. A posto. Sì, però tu perché non stai mettendo a posto la spazzatura? Ehi? Ehi? No. Aspetta. Sai perché? Ok. Perché le devo mettere qui la pattumiera assegnata. Ma adesso si muove subito. Bravi ragazzi. Allora, Forza Napoli. osserviamo il ciclo di lavorazione al suo riempimento massimo. Allora, che meraviglia. Lavorate, schiavi! lui adesso posa qui, tu dovresti avere abbastanza cose. Poi, ed ecco la prima. È morto un bambino. Ecco qua, fai vedere come lavori. Ok, tocca un po' il tavolo. Ma tra l'altro l'ha imbusta lui, non è il macchinario. Vabbè, va aggiustata un pochino l'animazione, però di base hai preso questo. Dimmi che li metti lì sopra. Godo. Cosa godi, Francesco? Allora, addirittura a te. Producete e fatturate, ragazzi. Vabbè, anche lavorate, schiavi, funziona. Ecco qua, Gianma, gli ho fatto la routine perfetta. Anzi, no, aspetta. Facciamo così. Facciamo così che facciamo ancora meglio. Allora, la packaging. La più importante è vai a prendere i barattoli e li metti qui. Poi in ordine mi fai prima da qui a qui che è lo spazio più vicino. E se finisce lo spazio qui, me li porti di qua. Ok, in modo tale che
ci iniziamo a fare tutto per bene. Allora, vediamo un attimo, facciamo fare un bel giro ai lavoratori. Possiamo comprarci una di quelle pattumiere che ci dai soldi e facciamo lei buttare Sarebbe tutto là figo. dentro? Non risolto, ti avevo già consigliato Tactical Breach Wizard. Vado di selezione un aumento importante degli incantatori di un gruppo specialisti dei produtti. Ma già che hai detto XCOM. Ma come rido se No, Francesco, ma sono trombette allegre, di divertimento, di gioia. Ma poi parli tu, Francesco, che vivi letteralmente nel regno del Re Leone, stai un altro poco. L'ultima volta che ho visto dove stai a casa tua c'era la steppa, ho visto una iena. Ma cosa parli? Tornatene a mangiare gli arancini, lì nella tua terra. Anzi, portacene uno a questo punto. Portacene uno, compà. L'arancino. O stecchio. Non capisco perché rinnega sempre il fatto che lui viene dalla Sicilia. Ma non lo so, non è il carattere, lascia È stare. nato in Sicilia, cresciuto un po', poi si è trasferito a Ducati sta. La gente ha spinto. Bello spingere la gente. Aspetta. Ok, non gli avevo messo pure quest'altro. Sono due. E aspetta che c'è anche il terzo, aspetta. Ecco qua, te l'ho detto. Per giocare qualcosa alla XCOM giocatevi a Mutant Year Zero. L'avevo pure iniziato un bel po' di tempo fa, poi non l'ho portato avanti. Tanto noi il nostro gioco da portare. Il nostro strategico a turni con personaggi. Allora, quindi noi, visto che siete anche un bel po', lo annunciamo, da domani sera, ore 22, iniziamo Midnight Sun. Run full cattivi. Quindi domani si sospende il principe. No, noi facciamo la prima ora e facciamo l'introduzione, ce la portiamo piano piano. Poi vediamo sempre comunque un po' di principe. Francesco, li porto avanti quando c'ho tempo. Se poi non c'ho tempo e non mi prendono, non ci gioco. La cosa è facile. Infatti, prima che mi dici di Expedition, io mi sono lavorato e accordato con il lavoro negli ultimi giorni, in modo tale che io così gioco Expedition come piace a me e mi diverto. Se devo giocare tanto per portarlo avanti, no, Yakuza gliel'abbiamo detto quando lo facciamo e siamo andati pure avanti. Di cosa abbiamo parlato con Setti un paio di sere fa? Quindi non so niente. No, è signorina, però mi scusi. Lei le butta e poi le prende e le va a buttare. Vabbè. Oh signore. Lasceremo che siano i fatti a parlare, quello che si mostrerà in live tranquillamente. Per il momento Alan Wake lo stiamo ancora continuando, quindi anche perché sennò verrai minacciato lo zio se lo interrompi per no, quindi mi sono messo in una brutta condizione. Nemico, ti fai. Quando c'ho tempo disse, poco dopo aver detto perché Midnight Sun è un gioco che già ho giocato, volevo portarlo in live perché a me e Gianmarco ci ha divertito, solo che se lo facciamo un'oretta non cambia niente. Expedition, io dico le cose per come sono, poi se ci sono dei pagliaccetti che non ci credono vedranno con i fatti quello che accadrà in live. Eccolo qua l'altro pezzo di merda, guarda che è arrivato. Ciao, ecco qua, è arrivato pure Regen, a posto. Allora Regen, stiamo formando una squadra di calcio. Che ruolo giochi? Enzo Popi. No, tanto pure con la cosa di Expedition che ho detto, arriveranno i prossimi giorni e vedremo come andranno le live, quindi poi quando finisce Alan Wake, se non inizia Yakuza al posto di Alan Wake, ti autorizzo a chiamarmi pagliaccio tranquillamente, ma non sarà così, quindi tutto a posto. Qui già solo per perdere 4 minuti in chiacchiere, già 5 vasetti. Ma si è messo pure Pappo. Ah, che bello che ci sono le live che già dimostrano tutto il contrario, quindi sto ancora più libero. Dobbiamo fare una cosa entro magari la maggiore età di Gabri pure, cioè una cosa entro un tempo limite. Io alcune serie, alcune cose le appendo perché se il titolo non mi prende, lascio lì. O come nel caso del Re Fantazio, dove dovendo cambiare lavoro e non avendo tempo di giocare, non me lo so ancora finito per bene. Che sta succedendo, Regen? Tu devi solo sucare, stare muto e dirmi in che ruolo giochi a calcio. No, quale Yakuza? Tutti. Noi quale stiamo facendo? Però che era il 0? Sì, partiamo. Aspetta, ci ha detto di partire dal primo e tra il 4 e il 5 fare lo 0. Allora, ad 1.
Quindi come finisce Alan Wake? Partiamo da Kiwami e iniziamo a portare la saga di Yakuza. Ci siamo già accordati e abbiamo già deciso pure come portarla, ma Francesco non c'era e non ci ha sentito. E il piano noi l'abbiamo fatto e lo portiamo avanti. Poi vedremo chi farà Popi Popi e chi no. Allora. Noi giustamente qua non possiamo dormire adesso. Dobbiamo andare di là. Giochi difensore centrale. Ok, Regan. Una chance per il Goti. Mi manca l'ultimo mese da fare. Ma tu stai aspettando, come stai aspettando, continuo. Allora, la gente ti ha fatto una lista, lo Zimo devi rispondere però. Gli devi dire... Kingdom Hearts ancora sta aspettando. Sì, Kingdom Hearts la dovevo fare in estate dove lavoravo, ma non c'era internet. Come cazzo? Internet. E questo quindi, suca. Poi vai avanti. Re Fantazio lo sto appena spiegando. Vai avanti. Yakuza l'abbiamo appena detto. Mouth Washing a me alla fine non mi ha niente, non ci siamo divertiti quella sera. Mi stava piacendo quindi va bene. The Coma ci puoi avere ragione. The Coma sì, The Coma sì. Dai, quello sì. Che sono capitati questi 2 o 3 titoli mentre cambiavo il lavoro e facevo certe cose, mi sono un attimino perso, però The Coma soprattutto, visto che c'è pure il terzo, quella la recuperiamo. Ma papà si è messa a fare la distinzione che Popi lo fai alle mammelle delle nonne. Al naso fai Hong Kong. Ecco, bravo Papa. Però comunque ti ha detto Popi sostanzialmente. Ma faccio passare semplicemente il tempo e ci saranno tutte le risposte. Faglielo dire. Regan si è andato ad ammazzare, credo. Regan comunque perfetto. Tu e Francesco gestite la difesa. Kingdom Hearts comunque vorrei vedere con qualche randomizer o modificatore, giusto per farlo un pochettino diverso e non farci sempre lo stesso gioco. Ma che scusa, dovevo farlo quest'estate, sono passati 7 mesi. 7 mesi dall'estate. Sì, non sono cazzate. Cercando di organizzare le live e anche la vita lavorativa e personale in un certo modo, se certe cose non si sono potute fare, mica è colpa mia. Che ne sapevo che finiva in un luogo dove non c'era connessione né altro. In Fausto. Mannaggia. Allora, finiamo sta giornata. No, esatto per Luigi, sì. No. Fai Infinite Fusion per Pokémon. Che cos'è adesso Infinite Fusion per Pokémon? Ma perché stai imparando cose? Ma è quella mod dove puoi fare le fusioni tra i Pokémon. Quello dovrebbe essere interessante. E quella già l'avevo vista. Io posso soltanto dire e ripetere per alcune cose che a fine mese tutto sarà chiaro. Io mi libero di alcune cose e voglio fare ste serie. Io veramente le voglio fare. Ma o mi metto a fare le serie e non guadagno niente e vado a finire sotto un ponte, o faccio le live e papà mi suggerisce i giochi e vado a finire sotto un ponte. Cioè, in un modo o nell'altro io devo finire sotto un ponte. Organizzami sta minchia che mo stai giocando alla monnezza. Ma quale... Franci, è bellissimo sto gioco, ma che monnezza. Smettila. Ma questo mescolando il Vegan a mano, Regan, mo non fare il allora, mo non... noi che vieni qua e vuoi flexare il fatto che fai il chimico. Allora, noi intanto per fare così siamo partiti da una roulotte completamente sfondata ad avere prima un mini appartamento, adesso avere casa in periferia. Che però occupano altri perché stanno lavorando. Ce la faccio. Allora, uno qui è pronto. Organizzami sta minchia, è stato bellissimo. Ho detto, io devo solo sperare che continuino ad andare così le giornate, poi vedremo chi riderà. Non mi puoi toccare. E non puoi nemmeno segnare. Questa è la mia porta. Ok, no, altri 10 minuti riusciamo a farceli. Dai, tanto stiamo a chillare. Allora, barattoli. Qui cuciniamo, andiamo a vedere a casa che si dice. Allora, i dealer. Benji non c'ha niente. Questo modo tocca pure la che... No, ma guarda, io difatti sto cercando di far coincidere tutte le mie cose, andando bene il lavoro sotto un certo punto di vista. Io proprio oggi mi sono detto, faccio una bella formattata domani al PC e poco prima di andare in live ho proprio detto a Gianmarco, devo vedere di darci pure per noi un calendario un pochino più serio e preciso, proprio mettendoci io serio cose da fare in modo tale da non andare completamente all'avventura. Quindi il lavoro lo sto sistemando, le cose stanno andando in un certo modo.
Vorrei pure tornare a fare le live di pomeriggio perché mi rilassavano. Io difatti il Re Fantazio lo facevo sempre di pomeriggio. Non facendo più le live di Mi pomeriggio, ricordo, sì, sì. pam. Come no. Limite come dicesti pure tu, una di queste sere posso prenderlo. Dove lo Non prenderlo in quel senso, ma Ah. di quel gioco. Se riesco a iniziare la live per le 9, inizio a fare qualcosa fino a quando non vieni tu e poi possiamo, tanto tu già l'hai visto e non è un Io posso problema. vedere tranquillamente. Ok, Quando ho fatto tutto, allora, portiamo sta roba a Benji. manca solo quel cazzo di legame, un link di un legame, ma non mi rifarò mai tutto il gioco per fare un social link. E ammazzati, però. Anche perché io mi devo liberare questo mese di giugno, soprattutto il pomeriggio, che esce Dead Stranding 2. Io mi voglio azzeccare alla play e giocare a Dead Stranding. Proprio lo dico pubblicamente senza nessun timore alcuno. Mi stacco perché ho pensato, ci vedo troppo chissà, con la scuola non hanno fatto, Vai papà, non ti preoccupare, bello. Vai, riposati, papone. Tanto noi qua siamo, nei secoli fedeli, anche mancando i titoli Sempre. e non portando le serie ed essendo dei pagliacci, quindi non ti preoccupare. Popi. Anzi, Hong Kong. Hong Kong, ecco, diciamola bene. Buonanotte, papone. Buonanotte papà. Nel mentre Reagan suca. Quello Giusto come perché se lo deve concetto ricordare, base. sì. Se lo deve ricordare sempre. Una volta danno che c'è una sigaretta nella monnezza, tu la togli. Antisicamo per le guardie. Questo potrebbe funzionare. Non lo so. Adesso cercavo di farlo l'altra volta. Papa Popi. Bellissimo. Ok, questa va bene. Ok, Benji, tu hai finito i prodotti. A questo punto, mentre qua cucina, vediamo pure un attimo col debito lì come siamo messi. A parte che mo stiamo comprando sempre in contanti dallo zio direttamente lì, quindi... Difatti, anzi, ci recuperiamo pure 45. Ah, fanno culo. E sinceramente, sinceramente, dove sei? Sotto il bridge. Marco, non ti dico quello che mi devi fare alle palle perché lo sai già benissimo. Perfetto, grazie Reagan. Volevo vedere se eri attento. Ok, è attento, è attento. Allora prendiamo qualche altra cosina qui. Bravo Regine. Francesco, scusami, chi è Regine? Reagan. Vedo che è stato un attimo, sì, c'è stato un attimo un problema. Ok, prendiamo altri 7 di questi più ci serve il fertilizzante, il terreno, altrimenti si ritorna a vecchi fast, a vecchie situazioni. Regresse, bravo. Reagan va bene, anche se comunque un leccacoglioni, però quello è un altro conto. fino tanto. Dobbiamo mettere sulla carta giustamente. Allora, deposita tutto. Allora, a questo punto stavamo dicendo assolutamente Reagan. L'importante è lavorare onestamente e con dignità. E che sia retribuito, perché sennò per bene. Gratis, non varo casa. O poppete. Festival Bar. Difatti, proprio per tutte queste cose, per il lavoro e quant'altro, domani già c'è una prima cosa per il canale. Ho mandato a prendere dei microfoni con clip un pochino più professionali, anti-riduzione, anti-cazzi, anti-tutto. Uno per me e uno per Gianmarco, ma attenzione, Gianmarco avrà la libertà e la possibilità di attivarselo e disattivarselo quando vorrà. Quindi so che non sopportate la mia voce, so che parlo tanto e vi sono antipatico, ma Gianmarco non parlerà tutto il tempo. Tanto mi sentite lo stesso alla fine. Tanto lo sentite lo stesso. Alcune cose è meglio che Twitch non le senta, non voi. Io gli do sto microfono, lui se lo regola per bene. E voglio creare anche un pulsante per zittire Gianmarco. Quindi con 8 punti canale, seppure mentre sta facendo una discussione o altro, devo vedere come fare perché ho letto di poterlo fare e ho visto pure qualche piccolo video al riguardo. Posso vedere di creare un comando dove voi in automatico mandate a staccare proprio l'audio a Gianmarco. Sarebbe bellissimo.
Devo vedere come programmarlo e vedo già se ci riesco un pochino domani. C'è una call di lavoro, quindi il tempo che quello parlo io mi metto sotto e mi metto un attimo a vedere un paio di cose. Però se loro mutano me, staccano il mio, mi sentiranno comunque dal tuo. Come il Però ti contrario. sentiranno normale, però col microfono Invece mi sentono la tua più potente. voce, sì, sì. Bello ASMR clippino, Gianmarcone. bello clippino, ricaricabili, durano 8 ore, quindi noi No, gli fa. siamo a posto. Servono la sera alla fine, quindi. Quindi avendo anche questo qui, posso fare una postazione per un ospite, lo facciamo sedere di qua. Certo, eh sì, Quando viene il dottor lo Mercury, mettiamo lì. postazione Mercury e il In Mercury parla. disparte, esatto. A posto, bene. Metti il comando per staccare lo streamer, così viviamo in pace e armonia. Va bene, Francesco. Allora, ragazzi, nuovo comando in chat. 1 milione di punti, c'è stacca la live. Voi premete quel comando, si chiude la live. Finisce tutto. Ma no, 1 milione di punti. ma no. Allora, qui Di sta due andando lavoratori bene, producono e ok. tu non vendi. Male male, vendi e fattura. Oggi Pierluigi però è per starti la verità. No, e mo stiamo andando bene che il sistema già in poco ci ha fatto fare 10 di questi. Con la giusta quantità di soldi, più che altro prendere il terriccio che dura 3, però non riusciamo a sostenerlo ancora. Vai, lo so, Francesco, ma 1 milione di punti non li vedrai mai, Francesco, mi sa. No, stacca la live farei più 1 miliardo perché però qualcuno se segue pertanto tra bonus e cose varie. No, io mi sono prefissato di farmi una giornata, soprattutto il pomeriggio, se riesco a ritornare libero in un certo modo, tutto un pomeriggio sulla sezione punti canale e mettere cose nuove dentro e aggiustare quelle che ci sono. Bellissimo. Così li facciamo spendere sti punti a ste merde che se li conservano. 23-18. Anche perché, e adesso Francesco mi dirà parolacce in merito, ma a me frega cazzi perché Diglielo. Fai comunque il gli dito voglio medio. bene. Io dal 26 giugno ho intenzione, soprattutto la sera prima delle live, visto che esce la Global di Persona 5X e io già ci sto giocando e posso permettermi di dire di essere molto avanti, molto forte. Io voglio creare la gilda italiana, sponsorizzarla col canale e farvi partecipare. Poi chi vuole partecipare e chi no, e attirare persone a cui piace il gioco. Quindi Francesco, tu ci sei? io penso che Francesco con la Global entra nella gilda, fa qualche fight per fare un po' di casino con noi, un po' di divertimento senza spendere soldi. Io Lo potrebbe fare. dubito fortemente. Non lo farà, io gli voglio tanto bene lo stesso. Sempre. Io ho 63.000 punti canale, dubito li userò mai. Vero Luigi, non ti preoccupare, troveremo qualcosa che ti piaccia per cui usarli. Non so cosa, ma Anche perché voglio provare a fare una cosa con la versione italiana che già volevo fare con la versione cinese. Solo voglio capire se non mi crea qualche guaio. Che se non mi crea guai, i punti canali serviranno. Ok, qui sta andando tutto bene. Dal dealer lì abbiamo portato qualcosa. Tu comunque stai vendendo. Ok, abbiamo creato un ciclo produttivo abbastanza buono. Enzo ti ha mandato una sfida. Lo faccio se drop immediatamente. Allora, non li posso droppare perché mi stanno divertendo, Francesco. Io faccio le live per divertirmi. Fammi una proposta ragionevole pure settimana prossima. Porta questo titolo in live e facci la serata. Me lo dici? Se non costa troppo, lo compro stesso adesso in live. Adesso, subito. E in settimana lo porto. Questi due qui, Schedule One e Blueprints, no, perché mi stanno divertendo un casino. Anche Non Blueprints te non la li fa per posso. me. E allora No, ma mo cazzi per tua. dove siamo Allora arrivati con sia una Blueprints? merda. No. Però ti ho detto, fammi una proposta seria. Te l'accetto. A me farebbe piacere giocare con te a Persona 5X dopo 1 anno e mezzo che ci prendiamo per il culo amorevolmente su sta cosa. E facciamo il lieto fine, ecco. E vissero tutti felici e contenti, giocando, divertendosi tra amici in tutta tranquillità. Quindi Tipo Dario e Zeb. chiedimi un titolo, chiedimi Sì. qualcosa, lo prendo in settimana e lo porto in live. Qualunque. Scambio equivalente purtroppo. Beh, potrebbe essere anche equivalente, Francesco, se ci chiedi un gioco che ti piace.
T'ho detto, dimmi il gioco, se non costa tanto lo prendo adesso, se no lo prendo in questi giorni. Qualunque genere, qualunque cosa. Anzi, ti dico pure la data. Domani Alan Wake. Allora, o mercoledì o giovedì. Dovresti strapparti entrambe le palle. No, no, Franci, tu dimmi un gioco, mettiamo la scommessa così, così ti faccio vedere quanto ascolto i tuoi suggerimenti. Visto che martedì mi pagano, approfitta, Franci, approfitta. Tu mi dici il titolo. No, ma è partita sta musica sotto. Il momento è drammatico, anche il gioco ha capito la serietà del tutto. Francesco, facciamo pace su Persona 5X, dai, una volta e per tutte. Chiedimi un gioco, lo faccio in settimana e quando esce tanto è gratuito, poi non devi neanche pagarlo. In più non ti regalo un gioco a sorpresa e sai che te lo posso far trovare. Non è la merda, Francesco, non è la merda. Vedi, anche Schedule One si è diventato triste per quello che dici. Sì, per Luigi è stata confermata la Global, esce il 26 giugno, è già possibile metterlo nella lista dei desideri su Steam e anche preregistrarsi su Android e su iPhone. Al momento sembra che sia in inglese, ma hanno scavato nei file di gioco dell'ultimo aggiornamento della CN, c'è un collegamento alle lingue supportate, c'è anche italiano. E nella pagina ufficiale del sito è proprio scritto che sarà disponibile pure nella Repubblica Italiana. No, e appunto, capi? So che butteresti tutto e sarebbe uno spreco. Quindi, per non buttare soldi, ma investendoli in maniera intelligente, tu mi dici un gioco qualunque, qualunque. Io non dirò A, tu lo dici, e io mercoledì o giovedì lo faccio in live. Qualunque. Tu in cambio provi a ragionare su quello che ti dico e partecipi un po' con noi a Persona 5X. Mi farebbe piacere anche come buon augurio questa cosa qui. Quindi non buttiamo soldi facendoti regali che rifiuteresti, quindi spendendo soldi in un certo modo, però tu mi dici qualunque titolo, Francesco, quando dico qualunque, basta che sia streamabile su Twitch, non mi rifà grezzo perché, cioè, lo farei pure, ma ci cacciano immediatamente. Peccato. Sto dicendo proprio testuali parole, mi dici qualunque titolo, lo compro e lo porto in live. Non capita tanto facilmente un'occasione del genere, Francesco. Approfitta. Di nuovo non c'è gioco che equivalga a giocare a Persona 5X come tortura psicologica. Ma di fatti sei tu che lo stai prendendo come una tortura, non lo è. Però per lui sì. Ma perché lui prende male le cose. Ma se non gli piace, non può fare niente. Almeno, se è Ergo, possibile, no. se è possibile, se proprio è possibile, solo una cosa vorrei. Prenditi tutto il tempo che ti ci vuole, ti crei l'account, entri nel gioco, skippi tutte le cutscene a merda, fino a quando non ti sblocca la possibilità di aggiungerti ad una gilda. Entri nella mia gilda, io voglio vedere il tuo nome lì nella gilda, poi non ci giochi più. Però almeno che ci sei. Occupo uno spazio così per una persona, voglio che ci sia tu. Solo questo. Poi dopo lo appendi. Dopo lo appendi tranquillamente. C'è un gioco che mi piacerebbe molto di giocare, Vincenzo, dice Pierluigi. Dici. Oh, no, niente. Allora dobbiamo regalare il gioco. Ecco. Ma poi non lo accetta, lo zio. Il problema sta sempre là. Io non glielo faccio accettare, io glielo porto a domicilio. È diverso. E quello poi lo rompe. Suzerain. Aspetta, vado a vedere pure questo. Vedi, lui poteva dirmi un gioco. L'avremmo portato. La mia proposta è ancora valida. Questo ogni tanto mi è capitato davanti per Luigi. Questo è pure quello. Ok, ok. No, no, questo. In realtà, guarda, lo sto scoprendo adesso, ti dico la verità. Io ce l'ho già. Ce l'ho già nella libreria di Steam. Ok, domani mi ci devo dare un'occhiata allora.
No, ma difatti ce l'avevo sempre sott'occhio. Ero convinto di non avercelo e che prendo l'Humble Bundle e altre cose. E mi ritrovo pieno di giochi che alla fine non ho mai giocato e che voglio provare. L'unica cosa purtroppo è il tempo. Il tempo è tiranno. E visto che il tempo è tiranno, qua oggi abbiamo fatto un bel po' di cose. Mo' l'obiettivo nei prossimi giorni è cercare di farci i soldi per comprare il capannone. Sì. Facciamo il capannone, facciamo una bella distribuzione lì e vediamo come regolarci. Allora, a sto punto, ripeto Francesco, tutto il pacchetto offerta, gioco in settimana che tu mi dici io compro e faccio, più averti nella gilda di Persona 5X è ancora attiva. Pensaci. No, ma difatti io vorrei proprio trovare il tempo per guardarmi tutti questi titoli che ho in sospeso e voglio pregare le altissime divinità in cielo che forse qualche cosa riesco a farla piano piano. Già rispetto a come stavo un mesetto, 2 mesetti fa, sto riuscendo ad avere un po' di tempo in più e sto vedendo di ottimizzarlo. Grazie. Già per fare qualcosina. Puoi tranquillamente bruciare l'offerta. Non vuoi fare neanche una controfferta? Tu chiedi cose assurde. Non fare blueprints dopo tutto quello che ci sta facendo buttare il sangue. Anche perché il primo che mi trovo che mi dice sono entrato nella stanza 46, ho finito il gioco, io ho un amorevole cazzotto in testa. Sì. No. No, vabbè. Tu lo sai sempre che io ti voglio tanto bene? Tu la sai sta cosa? No, No. scrive no. Ma quello stavo pensando. Allora, Gianmarco, in questo diavolo di gioco adesso, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo ancora le 8 chiavi da trovare. Abbiamo gli altri enigmi in giro da fare. Come cose nella villa, cosa ci serve? Sì, l'offerta rimane a noi invece. Ok, vabbè. Io continuo a Se mai ti sperarci. venisse qualche altro accordo da fare, facci sapere. Allora, Nemo dobbiamo rimettere la pump room perché dobbiamo spostare la barca dall'altro lato. Ok. Quindi avrò più tempo, lo prenderò. Ah, ok, ti è piaciuto Regan? Grande. Allora, Regan, gioca alla spedizione anche tu. Non fare le K ad Inolfi. C'è un farmaco, lo zio, un integratore che si chiama Adolfast. ti spuntano i baffetti più velocemente. Questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere. Infatti ogni volta che lo prendo faccio nine. Ti scatti in automatico. Sì. Allora, con questo si corre. Senti, partiamo con il laboratorio, almeno. Così almeno vediamo lì sotto cosa c'è. Anche perché a noi mo ci manca ancora tutta l'indicazione per la Tron Room. Ci servono... Però mo c'è un problema, ha detto sono 8 lettere rosse. Sì. Noi abbiamo la cassaforte nel boudoir, nella drawing room. Quella piccola e un'altra, ma non ricordo dove. Le altre 4 dove stanno? C'è qualcosa nelle stanze che apre altri passaggi. No, vabbè, noi iniziamo ad averci quelli quando usciremo. Spedizione la prendo con il link di Vincenzo appena mi dicono quando dovrò stare in trasferta. Perfetto. Sì, ti sei preparato pure il titolo e sei a posto. Dove dovrebbe essere la trasferta Reagan a sto giro? Messo il kennel, mettiamo questo. Gol non lo fa. La palla andrà fuori. Stronzi. Allora, noi almeno 2 lettere le abbiamo sbloccate. Che io credo sempre più che siano tutti enigmi e sequenze di enigmi da fare diverse. Mi passi un bicchiere? Però se non li completi tutti non ci può arrivare al vero finale. Allora, abbiamo gli altri upgrade disc da trovare e non sappiamo dove sono. Allora,
Dobbiamo recuperare la chiave nella music room. Che non siamo riusciti a mettere ieri. Allora, ci basta prendere la pala, Giamma. Abbiamo il kennel e abbiamo di là. Se facciamo ogni volta che scavi spazzatura, aggiungi una small chest all'inizio, all'entrata. Se noi le apriamo, quelle dovrebbero sparire e dovrebbero uscire altre. È da provare sta cosa. Proviamo. Oppure, e ci abboffiamo di stelle. Dai, abboffiamoci di stelle. Allora, serve pala. Prima a Roma per un paio di... E poi prima a Roma e poi un paio di giorni a Siviglia. Ah, francesi. Ottimo. Se noi ti ricordiamo, non sono Final Fantasy. Per 0 ragioni. Ottimo. No, sono dei Final Fantasy, facciamoli moderni perché abbiamo perso un po' la nostra identità e cerchiamo di prendere pubblico nuovo, perché gli RPG o i JRPG di stampo classico, noi che li abbiamo inventati, diciamo che non funzionano più, ma poi esce una compagnia nuova che ne fa uno, scassa tutto e vende come il pane. Prendili sotto quest'ottica qua. Perché farli se nessuno ci gioca più? Poi fa 1 milione venduto in poco tempo. Capitato. Coincidenza. Allora, porta pranzo. Enjoy a lunch. E prendiamo altri punti sui tavolini. Le cazzate me le annoto. Dai, che Square Enix è tornata a farsi sentire e ci mostrerà a breve qualcosa di Kingdom Hearts 4, dai. Questo va acceso già, ma non è rosso, sì. no, però su candele. Candele stanno dappertutto, sì. Però queste sono diverse. No, però queste non ci puoi avvicinare, non puoi fare con l'indicatore. Qua potresti. Se lo troviamo, puoi provare, come no? Lente di ingrandimento. Metal detectors, ok. Metal detector. No, qua mettiamo il denno. Almeno possiamo andare a sinistra. C'è una cascia. Ma noi non abbiamo. Ci serve martello. Allora, direi ci serve martello, direi ci serve pala, più che ci serve tutto. Osservatorio. Ci facciamo le stelle. 32, allora. Tu no, fai schifo. Tu qua e tu qua. Grazie. 32 stelle, a posto così. Allora, noi mo risalendo, no, gift shop qua ci va proprio. Bomba. Ogni volta ce lo andiamo a vedere. Tu, coming soon, quindi uscirà un aggiornamento. Uscirà un aggiornamento che metterà altre cose, perché tu sei il giochino che c'è in sala giochi. Sei il cabinato. E questo andrà utilizzato nella stanza con i 2 bedroom, perché c'era la console collegata. Sì, volendo. Tu, sempre tu, fortissimamente tu, a che sangue della miseria servi? Allora, qua mettiamo la storeroom, ci facciamo un po' di risorse. Le stelle sono tante milioni. Se esce la pala, non abbiamo la pala, Gianmarco. Deve solo uscire la pala. No, preferisco di qua e averla chiusa dall'altro lato. Gianmarcone. Questo però ci va contro il prendere le cose con la pala. Allora, librone. Librone. Lo prendiamo la prima edizione. Vai, così vediamo i territori là. Metti questo, vai. O questo ci faceva vedere. No, quello era quello delle rune. Prendiamo questo qua. Vai. E noi comunque siamo Simon P. Jones. Sì. Non è che qui c'è qualche libro, qualcosa di segreto, mistico e misterioso? Guarda, oggi da mettere per forza uno bookshop. No. Non lo vuoi mettere? No, aspetta.
Pensavo non avevamo più strade. Gli ultimi. Fatto. Ah, cazzo, a saperlo prendevamo questo. Vabbè. Vabbè, almeno qui abbiamo fatto tutto. Quindi bookshop completato. Manca un trofeo, ci dai. Pezzi Forse li dai in libreria dopo che li hai visualizzati tutti almeno una magari volta. sì. Magari sì. 8 trofei. Non è 8. possibile. No, Giamma ti ho detto, pure se Francesco continuerà a dirci parolacce, se per fare tutto in maniera non con la soluzione, Giamma, arrivati a sto punto la soluzione non la voglio. Voglio piccoli aiuti su come andare avanti. Sì, ma pure se ci vuole un anno, io sto gioco lo devo terminare al 100%. No, ma il problema non è avere una soluzione, il problema è fare la run completa in meno di un'ora. Allora, iniziamo a capire un attimo. Mamma mia, che inculata. Mamma che schifo. Mamma mia, principe, che brutta mano e che brutta situazione. Guarda, scelgo il male minore. Ci abbiamo modo di recuperare punti. Sempre se il principe lo consente. Ecco qua, aspetta. Allora, ecco qua, tu già hai una cosa bella e costi anche scontato. E c'è pure il metal detector. Ci prendiamo tutto a sto punto Proprio tutto. e i punti io li recuperiamo un attimino facilmente. Ah, stai giocando a Skyward Sword, Francescone. Figurati se mi inculo sto gioco. Però mamma ma no, ma non denigrare sempre tutto mamma quello mia. che facciamo che non ti piace. Dalle grandi orecchie, ma c'è proprio... Sì, lo so che sono grandi, Francesco, è perché mi piace ascoltare. Io credo che fosse più per dire un uomo dalle grandi io orecchie. come dico sempre, non ho le maniglie dell'amore, ho le orecchie dell'amore. Quindi è un po' un peccato per tutte e tre. C'è un significato un po' più velato. Dipende dalle stagioni, già. Che non credo abbia offeso le tue orecchie. Ti poteva dire un'altra parola che ripete spesso ormai, ma che non può dire su Twitch. Io di quest'uomo non capisco perché, per quanto lo tratti bene e lo ami con tutto il mio cuore, mi tratta sempre male. Ti ha dato del Dumbo. Cioè, mi tratta sempre male, non... Ma non so. Non mi toccare. Sono siciliano. Questo l'ha detto oggi, non mi ricordo in chat. Allora, chiave. Ok, intanto una stella già ce la siamo fatta. Monete. Allora, ci converrebbe che ci sono tutte le buche qui, cose che abbiamo lasciato in sospeso, queste verso la fine per far salire un pochino le stelle o al massimo per vedere di recuperare qualche chiave o qualcosa. Allora, qui dice che c'è qualcosa. Guardate pure che può stare sotto alle buche l'oggetto a volte se ti fa il metal detector là vicino. Ecco qua, 2 monetonze. Allora, andiamo. Vediamo prima di qua. Guarda, ci chiudiamo però così oggi pure qua. Al massimo questa e possiamo fare la solita cosa svincolata. Abbiamo anche il metal detector, quindi al massimo potresti essere tu. Gnagni. Prova prima l'altra strada così. Di qua apriamo, ma che a questo punto è questa la stanza dove c'è qualcosa. Sì, prenditi 3 monete, non fa niente. Allora, kitchen è centrata giusto. Possiamo anche recuperare a sto punto un po' di passi. Ecco qua, a posto, abbiamo risolto il problema della palestra. Qui il cibo per i cani c'è, l'acqua c'è. Qui adesso non c'è l'acqua, ma non so che cambia effettivamente. Allora, visto che abbiamo la pala, a sto punto andiamo qua. Martello. 11 passi. Moneta. Martellone. Stopperia.
e altra buca qua e altre monete. Ok, ok, così già sta andando un attimino a modino. Allora, mettiamo questa qua e mo ce la facciamo. Sì, batteria che non ci serve a niente. Ah, sì, però... Ah, no, beh, se vuoi fare la lente, no, niente. No, e ci manca la keycard. La lente di... Oddio, in realtà però... Ah no, ci manca la Nell'altra lente di fiamme ci ingrandimento. conviene quando abbiamo anche la tomba. E fare tutto in una bossa. Che potresti fare la Ah, è vero, c'è pala... l'altra porta lì sotto da fare. Potresti fare mo la È pala vero. col metal detector e fai la scavatrice potenziata. Però a noi ci serve prendere spazzatura stavolta. Aumentiamo le stelle. Allora, eh, questo era Switch, mi pare. Sì, 31 meno 20, 11 diviso 11, 1. Ok. Poi, Se vuoi la calcolatrice, te la metto un attimo. nel caso, 30 Ci facciamo prima. meno 9, 21, Ecco contrario. qua. No, mo per ora ce l'ho, 12 Ok. qua. 12. Poi 3, 21, 21 meno 10, 11. Diciamo 11, sì. 10, 6. Prova 6. Mm. No. Allora, era 1, 12. Allora, ah no, ok, era diverso. 21, 21, 16, 61, 61, meno 10, 51, al contrario è 15. Quando hai detto, scusami? 15. 15. Ok. The Secret Garden. Eppure gli potremmo dare un'occhiata. Allora. Allora. Non è che già... No, Not fit. Gioco, sei un gran farabutto, figlio di bottana. Sì. Sì. Il principe lo è molto. Due dadi. Guarda, non mi voglio tirare sfiga né altro, ma io do per vincente la porta chiusa a chiave qui 10 a 1. C'è qualcosa però a terra. Eccola qua. Ok. Vedrò. A sto punto, Fai col lavoro, così. a sto punto, almeno col martello possiamo prendere qualcosa qui. Grande. E questa ci è andata proprio Grande. bene. Abbiamo trovato anche il collegamento di qua. Di qua. Fuca. Però possiamo muoverci più liberamente a sto punto. Ok. Però giustamente il principe poi reclama. No, questa solo nei lati, allora si può fare. No, è per forza, già, è per forza pure questo qua. Qualcosa l'abbiamo messo. Possiamo vedere. Ci siamo fatti. Già una cosa qui e siamo a posto. Più lo accetto.
Mamma, ma che è stasera? Ci ha chiuso proprio completamente, a meno che non riusciamo ad andare dal Secret Gardens. A Breaker Room. Prega, così. Allora, Giardino delle Fave. No, no. Questo già avevamo fatto 149, guarda. Coins. E tu, a sto punto, ce li giriamo tutti, quindi 1, 2, Il karma? e Dici, che 3. Cosa c'entra il karma? adesso? Perché il karma? Perché sempre qualcosa contro di noi? E qui c'è la leva che noi per sicurezza comunque apriamo. Vediamolo, vai. Casomai Quella riusciamo là a è stato uno arrivare. scam comunque. No, t'ho detto, te la mette lì di proposito con quel potenziamento e che tu devi arrivare alla corona, prenderla e andare alla throne room. Quindi è una cosa che ti si attiva dopo. Dobbiamo far uscire. Allora, rigiriamo pure un attimo. Cerchiamo di vedere se c'è l'altro blasone per quanto possibile. Quindi comunque proviamo ancora per un po', visto che abbiamo cose da fare e tutto. Grazie. Ecco, tu adesso qua che cosa... Cioè, capì? Qui, Bello. qui tu adesso... Questa però stava all'inizio. Era la scultura. Era quella là Era la principale. faccia iniziale, Ok. questa mi pare, sì. Altre cose non si possono fare. Ok, quindi mancano gli ultimi due. Va bene. Queste sono basi, non vorrei che comunque ci fosse una combinazione particolare che non prevede che siano tutte nello stesso modo. Da quando mi davo senti con la pasta del capitano mi sento un borghese. Un Vabbè, salto di prego. qualità, dai. E facciamo l'ultimo. Radio Italia, solo musica italiana. Succhiamo il cazzo. Sono due e sono tre. E sotto era questo qua. Quindi qui c'è solo questo. Io da quello che Ok. ho sentito Francesco si lava i denti con l'antoia. Dentifricio all'antoia. Ah, Pasta anduia. pasta antoia. Pasta. Guarda, preferisco mettere Volendo questo. il melazzo. No, e mi conservo quello per il prossimo al limite se esce. Dove caccia qualche chiave, pezzo di merda, maledetto? Stella. Va Bene, bene. qua. Grazie. Questo è buono. E c'è anche qualcosa a terra. C'era anche un'altra chiave a terra Magari così. invisibile. Ok. No. No, che cosa? Io non ho detto niente di che non sia vero. Allora, questo tanto a perdere due passi. No. Non li perdo due passi, Gianmarco. Non li perdo. A parte che qui c'è una mela. A parte che qui c'è la break. Io spingo la palestra e sti gran cazzi. A sto punto. Altra stella. Qui non c'è niente. Altre qui. Non ci conviene metterle. E lì c'è la keycard perché giustamente il principe nel suo essere figlio di Bottana ci ha visto di fare una combo buona e ha detto no. Chiavi dell'auto. Cioè ci costringe. Ci costringe. Sì. Purtroppo sì. Allora, qui poi abbiamo aperto e c'è sempre il certificato di nascita. Così? Foto. Foto immediata.
Questo è uno di quelli, sì, questo non ce l'avevamo. Questo però mi sa non l'abbiamo aperta ancora la sua porta. Però ci ricordiamo il simbolo centrale dello stemma? Sì. Ce l'abbiamo. Ok, Uno poi c'è. non volendo ne abbiamo trovato un Uno c'è. altro. Ok, Uno c'è. ok. Ma oggi meno male che hai pigliato una volta di lupo. No, a me perciò sto andando a ricontrollare sempre tutto, perché abbiamo visto come cose che già abbiamo visto, New Clue, il libro ce l'ha detto, riguarda le cose che c'hai sotto un'ottica diversa. No. Allora, a sto punto, di qua, figli di bottena, guarda, ti trasto. Ok, vabbè, va bene. Ok, altra stella, soldi. Abbiamo l'altra stanza verso l'alto, tanto quella, seppure è chiusa con la chiave, ce l'abbiamo. Ci ha spordato. L'unica cosa è se esce da qui la keycard. No, ci ha fottuten. No, e non c'è più la keycard, Gianmarco. Però a sto punto Che vuoi fare? stacchiamo nella break room e ce l'abbiamo domani. Dai, Allora, abbiamo trovato uno stemma. e questo già. Sai che nei fiori qualcosa. Niente. Allora, di qua sempre diritto. A sto punto, guarda. Così per ridere. La Pamperum non è uscita, manca a mettere le chiavi sotto. No. Siamo a cazzo. Siamo stati trozzati. Allora, almeno per una volta a soddisfazione, perché giustamente funzionano in modo opposto, capito? Che trippo. Però tu rialzi e via. Almeno una volta abbiamo riuscito ad aprirle tutte e tre in una... Per ridere, dici tu, ci sta. C'ha almeno lo sfizio. Allora, era di qua, poi a sinistra, 2 stanze verso nord. Ok. Possiamo fare più un cazzo. Almeno stacchiamo con la keycard e via. Trippo. Quindi domani combo ufficio aumenta le stanze con keycard, almeno ci risparmiamo qualche chiave Sì. per quanto possibile. Però un passettino avanti è stato fatto. Giorno 92. Nel villaggio si sarà sparsa la voce che noi siamo arrivati nella stanza 46, ma non siamo diventati 3. No. Sei diventato il principe. Quello sì. Allora, Una e fino a frangata qua. di soldi. Veramente disgustosi. Guarda, rimetto il kennel. Vai. Francesco, uomo di merda. Una persona terribile. Casino. Francesco. È veramente un pezzo di me. Yeah. E un den di qua. Ok. Allora. Noi la keycard ce l'abbiamo già. Moneta, continuiamo ad aumentare qui. Allora, cosa pensi ci uscirà di qua? Tomba, santuario. Farogli, rignoffa. E Sanamelecchi. Oggi metti il tutto, vai. Anche se dobbiamo riprendere il trading post e riesaminare quella dinamite. Mo' c'è andata pure di culo perché Shovel e Lockpick Mica male. con Kennel messo virtualmente stiamo partendo bene. Qua mo l'obiettivo è sempre mettere la pub o la pull, che ci sblocca di sicuro la pub e andarci ad aggiustare sotto per cercare di vedere in quel canale lì cosa c'è. Allora, partiamo da qua a sto punto.
Va bene. Mettiamo bedroom e giriamo. Altri soldi. West Wing Hall. In giro non c'è niente. Allora, di qua e ci vai proprio a fagiolo. No, ci entro pure, tanto un punto lo recupero. Prendiamo un po' di qua. Ok. Monete, ottimo. E basta, non ce ne sono più. E continuiamo sia di qua. Sì, sale pure verso l'alto. Però ci iniziamo a mettere pure la stanza di qua e ci togliamo qualche carta da mezzo. Allora, facciamoci prima questo. Allora. Oh, attenzione, attenzione. Allora, Gianmarco, tu già stai mentendo. Io direi che sono qui. Ok. La chiave la mettiamo a blu in segno di pace. Come il Blue Prince. Sta venendo una cosa, non è che sta chiave del Carillon, pure col fatto che se ne sbloccano due, magari una la devi prendere, non la devi utilizzare in questa stanza, ma utilizzarla ad esempio nella torre dell'orologio. Ah, per me ci può stare l'idea. Però, nella torre dell'orologio dove? Io ma adesso dico delle idee, poi vediamo un Ok. attimino, che tu Ci può comunque la puoi stare. prendere e te la puoi portare in giro, non è chiusa in questa È vero, stanza. puoi anche non usarla, sì. Magari c'è qualche carillon, qualcosa in giro, qualche scatola che puoi aprire e ti dà qualcosina. Vabbè, la leva. Angoscia. No, ci è andato un attimo di sfighen. Però comunque sta andando. Non lo dico più. Stavo per dire, sta andando bene. L'unica cosa che ci fa andare al meglio la run. No, aspetta, la mid non la metto. Preferisco mettere lo storeroom qui. Ci prendiamo altre risorse. 1 e 2. Spendiamo i passi tornando indietro. Quasi incidente. Allora. Ora, qui niente, qui niente. Qui ci sono le due gemme. Qui niente. E qui c'è il borsalino. Borsalino. Il gioco si sta impegnando per chiuderci in tutti i modi, Giamma. Commissari e svoltiamo e possiamo anche spendere qualcosa. Allora, lente di ingrandimento, eccola qua, Gianmarco. Opla. Ci sarebbe solo il metal detector. Però non abbiamo la tomba. Non ci abbiamo la tomba, ma possiamo vedere qualcosa nelle varie stanze. Il martello. Maschera per dormire meglio e le running shoes. Così risparmiamo pure qualche passo. Ma allora, il gioco, quello lì, è questo. Quindi si può giocare. Allora. Corridoio di qua. Provo a premere un po' a casaccio, magari trovo qualcosa. La chiavetta usata è la che nella torre non occorre. Ok, nella torre non occorre. Allora, questa ci entra bene. Mettiamo la security.
e ci impostiamo più porte con la keycard. Almeno così potremmo evitare qualche problema. Poi, difatti, una c'è già uscita adesso e non abbiamo problemi. 2 chiavi, lock piccuccio non ha funzionato. Sì, questa perché abbiamo comunque la pala e di qua se uscisse la break room lì sotto sarebbe perfetta. Allora facciamo così, mettiamo qui la dark room, facciamo spegnere la luce e possiamo fare No. il rignoffolo o anche il super lockpick volendo. Ah, sì. Volendo sì. Cazzo, mo mi dovevi dare la breaker. Vai. No, effettivamente ci facciamo risorse così. Questo è uno di questi. Qua abbiamo scavato, altre buche non ci sono. Ma a sto punto, perché no? No, Non ha funzionato. Questo qua che c'ha 2 belle entrate di lato. Questa c'è entrata benissimo. Lo zio, mi butterei di questo. Vai. Almeno potrebbe uscire qualcosa di buono. Allora, già una chiave che mi sembrava più lunga del normale. Però sono 3. Il quarto oggetto. Vado pure sull'altra mensola. Questa è la foto. 5432. No, non è vero. No, non c'è niente qua che possiamo vedere. Ecco qua. Eccolo qua. Ok. Allora, non il risultato sperato, però va bene anche così. Ok, grazie Lockpick che ti sei attivato. Così e ce ne andiamo di là dalla Dark Room per la zona nuova. Qua possiamo prendere qualcosa. Ok. Monetonza. Prego, già 5. Marcone. Mo. 5. Ok, con l'orario siamo anche in tempo. Ok. Allora, Regen, più che altro noi Ready? dovremmo cercare di capire quanto. Ready? Dove sono le altre cassaforti? 5. 5. Quello mo è uno dei punti perché la lettera del ricatto ce l'ha detto. Dopo che hai trovato le 8 lettere mi farò sentire. Quindi è un puzzle pure in più fasi.
nuovo. Why I'm not Wildcats. drawing. Esatto. Chi vince Wildcats? Sto 0. Come faccio? 1. 1. Hai scelto bene. Vabbè. Hai scelto bene. Però c'è una Silver Key. Che male non ci fa. Allora, di qua... Gianmarco, divoratore di pianeti. Questo è l'episodio spin-off. Allora, a sto punto... Gianmarco, divoratore di pianeti. Gianmarco, che cazzo fai? Devi smetterla. Allora... Sei pazzo. Sei pazzo. Questo tu lo sai. Ah, c'è anche la colonna sonora, giusto? Mi sembra giusto. Ce l'hanno fatta i Red Hot Chili Peppers. Ah, complimenti. Come vi siete trovati? Mettiamola così. Ci siamo visti a Jump un pomeriggio. Ok. So che normalmente frequentano quella zona, stanno sempre lì. Sì. Ah, ok. I Red Hot Chili Campi. Vabbè. Qualcosa non va? No, tutto a posto. Lo devo ben dire. Ma questo prima o dopo che ti sei messo a letto c'è stato lo stinco? Prima. Ah, ok. Non durante. Non è che tu ti sei appoggiato al letto, poi sei sceso e li hai incontrati, che guarda, potrebbe essere un sogno forse. Tu sei sicuro No, che... ma stava già un turco, mi ricordo Ah, ok, benissimo. vabbè. Sì. Ti devi fidare. No, ma mi fido. Se non ti fidi sei un pezzo di merda, te lo dico Avevo un sempre. dubbio, me l'hai tolto, tutto a posto. Vai. Reagan, minaccialo anche tu. Forza. Ah, no. Vai Reagan. Popi. Anzi, Hong Kong. Poi Hong Kong è pure il verso dell'anatra in realtà. Vabbè. Dipende dai punti di vista. Sì, allora, noi qui poi non ci siamo neanche entrati. Per gradire. Bettatina? Sì, perché se escono 4 chiavi... Dai, betta un po'. Verde. Oh, aspetta. Ma vaffanculo. Ma Così, vaffa... comunque quando Sembrava non si vede fosse più entrato scamma. là. No, quando non si vede più scamma, così. C'ha la miseria, mannaggia. Ci dava 2 potenziamenti. Va bene. Non fa niente. Già iniziamo con un sacco di monete. Cattivo. Tranquillamente. Allora. Dobbiamo trovare la libreria. Ci serve il libro nuovo. Cioè, dobbiamo vedere il libro là delle contee di Durmstrang. Allora. Questo lo prenderei, onesto proprio. Proprio adesso, subito così e ci facciamo tutta la zona verso l'alto. Sì. Senza pietà. Ti piace il cucchiaio in argento griffato in oro? Dai. Allora, penso ci sia un segreto in sta stanza. Non ci voglio credere che c'è solo la roulette scam. Allora, per forza c'è qualcosa. C'è quella macchinetta che serve la leva per attivarla, ma stiamo soltanto perdendoli. Forse a una certa, se incarri una combinazione, ti sblocca qualcosa. O c'è modo di forzarla in qualche modo? Non lo so. Spero di sì. Qui non possiamo interagire con niente. Che poi è interagibile nella zona centrale che si attiva lo shop. Ok, però intanto già stiamo riuscendo a fare questa cosa qui. Difatti. Grozzi. Proprio prendi Gro, aggiungici Z, diventa Grozzi. Allora, laboratorio. Bongi balongi. C'è anche questa che dobbiamo completare. E allora fai... Abbiamo molte bedroom ancora da mettere. Con le lettere, vai. Se vuoi. Ok, facciamo così. Acquario gratis che ci dà questo. Ci ha dato anche un po' di punti passi.
Preferisco mettere questa, visto che già siamo stati pure al rank 8 e possiamo prendere un po' di passi da qui Stiamo iniziando abbastanza bene. e il cibo da qui. Il lunchbox però non è retroattivo. Tu lo devi prima prendere e poi arrivare al rank 5. Questa invece, pure se crea una stanza a livello 8, poi torni Non è indietro. post datato No, l'assegno. no. Ok. Tu prendi e porti a 5 e ti do i passi, te li do. Però la devi prendere da qua. Conservatore, così. Ok, e Mazza chiudiamo di palla, pure, quella. chiudiamo pure di qua. Aspetta che ci dovrebbe essere, ecco, altri soldi qua. Qua non c'è niente, di qua non c'è niente. Allora, buca 1, monetina. Buca 2, Pebble. pebbles. Allora, trophy room. Allora, noi questa la dobbiamo esaminare per bene. Infatti la abbasserei questa qua, Va così. bene, questa qui io Non la ti metterei dico common, standard. ma standard, esatto. Questa qua la mettiamo standard. Poi, La case... la trophy room la metterei anusuale, che capita un pochino più spesso. Anche perché è un po' così e così. Più che altro se abbiamo la combinazione di 3 gemme ne possiamo prendere, no, 5. 5 gemme te ne dà 3 in più. Sì. Quindi un pochettino Magari c'è così. qualche altro indizio che La siano guest invece questi. la metterei common, Ok. in modo tale che possiamo prendere qualche dado in più. E ci siamo anche collegati perfettamente al den e possiamo anche tornare dietro. Allora, io penso che comunque forse nell'ufficio o da qualche parte a livello di sicurezza è segnato dove ci sono le stanze con le casseforti. Forse C'è sì. un documento dove è scritto dove sono tutte le casse. Ma già ci hai chiuso la RAM, non ci voglio credere. Chiuso? Possiamo fare un po' con questo, ma troviamo meno cose. Sì, grazie. Però abbiamo fatto consegnare già una lettera. Popperia. Che è una stanza rossa, ma vale anche come bedroom. Qui non c'è niente. Qui c'è l'aspirapolvere e non c'è altro. C'è un lumino, ma non credo vada acceso. Chiave 1. Ciappoldato. Ciappoldato. Esaminiamo un pochino lo studio per chiudere la run a sto la punto. scacchiera. Che questo c'ha re, regina, quello cazzo è. Allora, rivediamo tutti gli indizi. Abbiamo anche la lente di ingrandimento. Magari troviamo un altro codice. Va bene. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui niente. Ti faccio girare tanto e si sblocca qualcosa? Ma niente, niente da fare. C'è una gemma, ma te la puoi mettere su fontoschiena. 44 lettere nel messaggio. Che cosa significa questo? Non me lo chiedere a me. A qualcosa servirà. Sicuramente. Un giorno ci torneremo. Tu. Con altre informazioni. Io 44 però al lettere, non le momento, trovo. Dimmi una delle password che abbiamo utilizzato. Vabbè, Allora c'era 1225. 1225, Ma non penso. 04 0415. Fammi vedere una cosa in questa stanza qua, che a volte stanno proprio nella stanza gli indizi. Allora, su che si potrebbe basare? Regan, tu che sei bravo, che ti viene in mente? Io direi proprio questo. Ma 44 Salve, sono siamo troppe, tornate. così. Servono 4 numeri, che è troppo grosso sta cosa. Allora io direi nel frattempo l'unica cosa buona che possiamo fare è tornare nella break room e avere la keycard anche domani.
Col tempo come siamo? No, 16, un'altra ce la facciamo ad avviare. Ci Ce la sto facciamo. pensando. Ok, Regen, se poi ti viene in mente. Stai zitto, cane. Figa. Noi mo continuiamo, ci mettiamo un tempo limite, noi continuiamo a giocare normalmente per una settimana. Tra una settimana, se proprio vediamo che non facciamo passi avanti in nessun modo, vediamo un attimino di capire dove trovare l'elenco delle casseforti, delle cose, decidiamo nei prossimi giorni. Guarda, a capire come si E risolve. almeno quella cosa andiamo a vedere un piccolo indizio, proprio un piccolo punto su internet se qualcuno è riuscito poi a completare queste cose. Noi piano piano vari indizi li stiamo trovando e tutto, ma se ci manca quella puntina che in tanti La cervellini di lente noi non è non riusciamo a uscita, trovare, la lente ce l'abbiamo. Però non c'è il metal. No, c'è pure il metal detector. Il workshop là ce l'hai, però non hai messo la cappella. Qui non si può provare né quelle. No, La aspetta, dove cappella è il erano Den, il quelle due Den. fiamme che volevi provare ad accendere? Dove stavano? Sto cercando di ricordare, aspetta. La tomba poi non c'è. Però. No, la tomba solo su. No, noi ci possiamo arrivare alla tomba, già ma se Ma usciva non. la pump room. Però non possiamo comunque tornare sopra perché non c'è là. No. Potevamo stare solo dalla parte della statua della morte. Brodolati. Noi vediamo un pochino di trovarci come fare per andare avanti, che le cose da fare le sappiamo e piano piano ci stiamo arrivando. Però se ci manca un puntino per collegare una cosa più grossa e non lo vediamo, raga, andiamo a vedere. Non lo so. Magari mo che riusciamo a scendere proprio nella zona lì, troviamo l'elenco delle casse forti e dove stanno. Sto cazzo di gioco, tutto è possibile. Per tutto il resto non c'è Mastercard. Allora, volevo controllare una cosa. Allora, noi già siamo a 4 o 5 trofei. Anzi, 6 trofei. Quindi possiamo farne anche altri. Allora, completa la Mount Holly Directory. Questo perché non l'abbiamo fatto? Allora, quelli che potremmo fare The Mount Holly è perché nel catalogo ci Eh, manca quello shop. se no Quindi quello. non sappiamo come fare. Drafting Strategy Sweepstakes e fai 20 stanze dead end. Ah, Sblocca quello si tutti può i sigilli. fare. Sblocca tutti i sigilli. Ci stiamo lavorando. Già, ma ci stiamo lavorando. Vai La a offrire Dermod, Tire Showroom in una run. già, ma con lo sconto casino e molti soldi e molta fortuna ce la puoi fare. Quello pure lo possiamo fare, le classi. Le classi dobbiamo provare a farle. Possiamo anche provare raggiungi la stanza 46 in un'ora. Ma non dice dall'inizio del gioco. Noi pure mo iniziamo una run, corri e entri nella stanza 46. Non dice fallo durante la partita o all'inizio del gioco. A rapina porto, quindi ci deve uscire per la strada. Dobbiamo trovare Quante la cose. fortuna. Un'ora ce la possiamo fare. Un Dobbiamo sacco di andare molto refine. veloce. Però la possiamo fare già pure da. Anzi, mo No, sì, da qua si può fare uno. diploma stiamo già cercando di farla e ci stiamo andando vicini. Completa tutti i trofei. Però di base a noi ce ne servono due per sbloccare la tenda di là. Comunque appena puoi tornare allo studio che mi segno tutto. Sì, allora Ok, andiamo. mo vediamo appena ci esce. Sì, raga, che abbiamo già il resettozzo. Quindi appena Allora, possiamo. Se no, vedi se ti trovi un video, Regen, e te ne inizi a segnare da un video, così inizi a mettiamo ragionarci il così. kennel. A sto punto abbiamo la keycard. Tutta la showroom. No, si può fare, si può No, fare. sto pensando a come fare tutti quei soldi. Volt Cioè, ma su ti ho 40, detto, noi su ci 55 aumentiamo stiamo qualcosa. Ci 100. vuole l'office in stato avanzato che ti fa Stanno spawnare soldi in cose. tutte le altre stanze. Raccogli tutti i soldi, quindi tanti passi. Vai lì e compri tutto scontato. Stavo scrivendo la Vai, vai. No, no, non ti preoccupare, Ken. Non vedo come la basta giù. Allora, Vai. togliamoci un attimo quest'altro dubbio qua.
Però nel momento in cui troveremo qualcosa che esaminando dice qui ci vorrebbe un'esplosione, noi torniamo qua e la prendiamo, Giamma. Ok. Tu non hai niente più di particolare alla fine. No. Oddio, anche se all'inizio. Però vabbè, vabbè. Tanto il principe è buono e ci farà trovare tantissime chiavi in questa run. Certo, Ti fidi del principe? certo. Ecco. Però bello di là, Clock Tower sta là. Ed è ferma. Cioè, sta là alla fine. Tu però la puoi far spurare in colonia, esci fuori, ma sempre là Germa, sta. allora stiamo resettando da 90 giorni una villa che cambia. Mo Capito? tutto problema Ma mi fosse che. scusi. Cioè, ma dislocazione Ma bidimensionale. tu A sei una posto. bizzoca. A posto. Fatto. Scusi. Allora, iniziamo andando dalla security. Vai. Securizzami un po'. Mettiamo qui. Allora. Stiamo a comprare qualcosina. Il pedone su D8 secondo voi può servire per la cassaforte o per le lettere mancanti? Non saprei dirti. Cioè, cioè, tutto quello che dici potrebbe essere Per giusto. come è fatto il gioco e che cose particolari possono poi rivelarsi indizi per altro, quella lavagna fatta in quel modo ci sta dicendo qualcosa, Noi di ma lettere non ne abbiamo riusciamo a trovate, ma è un capire cosa. messaggio enorme. Cioè, non so come si dovrebbe O c'è fare. l'indizio che dice guarda le lettere le devi forse vedere in questo modo qua, o ce lo siamo persi o ancora non ci è uscito. Magari sì. Detto, non ho messo ancora in mezzo proprio di dire di cercarci qualcosa per andare avanti, perché abbiamo ancora un posto nuovo dove andare. Quindi, una volta che noi facciamo sott'acqua e riusciamo a sistemare Sì, questa c'era sta situazione pump della room pump super room, corta. noi a sto punto vediamo lì com'è la situazione e valutiamo il tutto. A sto punto, questa è buona. E diciamo che pure il resto male non c'è andata. Due gemme, oggetti in più, cazzo. Poi, Poi qui c'è qualcosa. Cucci? ti ricordi, Rozzi, le porte sotto, quelle degli 8 sigilli, Sì. noi abbiamo aperto porta con freccia verso il basso, che c'ha il sigillo quello con la freccia verso il Abbiamo basso. trovato due con lo E stesso simbolo. l'altro, No, pure l'altro era lo stesso simbolo. no, non era la freccia in basso, Rozzi in mezzo. Era un Sono altro? tutti diversi, Rozzi. Allora, Ma aspetta. quale cazzo? Vedi, magari Aspetta, avevamo aspetta. fatto una foto. Sì, sì, le ho fatte, le ho fatte. Quindi un poco. Delle due stanze là. Questo è quello che abbiamo trovato. No, non le ho fatte. Mm. Va bene, poi vedremo. C'ho solo quest'altra qua. Che è sempre quella lì che già Quella là che avevamo. già Ok, errore mio. Ma dopo la ragionando, andiamo a vedere un attimo allora. ragionando in base agli altri codici, secondo me una data. Ok, Regen, che data potrebbe essere? Hai qualche idea? Almeno su come arrivarci? Ok, almeno prendiamo già qualcosa qua. Uno. Allora. 16. Ok. Ok, 9. Ah, bello facile e veloce. No, vabbè. Sente, più in basso la metti, forse più è facile farlo. Forse sì. Forse sì. Allora, qui niente. Mamma mia, che Leva va l'egoista. bene. A questo punto proviamo di qua. Buono.
Chiave buono. Buono. Eh sì, ci abbiamo pala. Dai Roma. L'unica parola con D tra giorni e mesi di dicembre come per il boudoir. Dovremmo vedere pure in giro tutte le altre lettere che un pochino abbiamo visto, che poi ci sono anche dei quadri che hanno la stessa immagine, quindi la mappa della villa, e in alcune caselle le lettere. Allora, Martellonzo. Che questo è sempre gradito. Sì. Ma sì, sali un pochettino di più e vediamo di aprirci a T di là se è possibile. Ottimo. Allora io direi mettiamo così. Ci prendiamo tutti i bonus da qua. Tranne tu che ci fai un pochino schifo. Ok, passiamo anche per l'ingresso. Ok. Allora. Qui apriamo. E metto te. Questa boiler, Oddio. Oddio. No, con la boiler non dobbiamo fare nient'altro. No, abbiamo collegato tutto. 3 ne abbiamo fatto. Non stava nemmeno se c'era qualche altra stanza che poteva avere qualcosa di elettronico da collegare. Allora. Ma non mi pare. Quindi qua, ecco, questo è buono. Sì, dobbiamo starci. No, ma noi che dobbiamo continuare così, con calma. La cosa che mi sta piacendo è che Regen, detto proprio tranquillamente, a me personalmente, pure a Gianmarco, fare la figura dei cretini che non stanno riuscendo a capire delle cose, non ce ne fotte proprio. Noi ci stiamo divertendo da pazzi con sto gioco, per come è fatto, per come piace a noi seguire enigmi e quant'altro. Piano piano le cose, se pensi a un paio di settimane fa, non riuscivamo a fare 2 passi ad aprire una porta e a risolvere mezzo enigma, siamo quasi verso la fine, un po' alla volta. Siamo nelle fasi avanzate, quindi giustamente gli enigmi diventano più difficili. Noi ci mettiamo piano piano. Dove ci arriviamo, siamo fieri di noi stessi. Dove non riusciamo più ad andare avanti, ci cerchiamo quell'aiutino soluzione che ci fa giusto fare quel passo avanti per poter noi continuare, e ce lo finiamo tranquillamente. Quindi senza stare a pensarci troppo. Vedrai che all'improvviso ti verrà l'ispirazione e sarà un indizio buono come è accaduto le altre volte. Senza senso. Purtroppo, stando alla fine ed essendo che molte cose le abbiamo fatte e ci sono rimaste quelle un pochino più difficili, senti, stiamo andando tutti un pochino in tilt perché non riusciamo ad ottenere qualcosa di concreto. Però poi, come l'altra sera, all'improvviso facciamo mezza cosa e troviamo 10 misteri nuovi. No, noi ci arriviamo, l'ho detto pure che ci vogliono 3, 4, 5, 6 mesi, un anno. Noi sto gioco ce lo finiamo a modo nostro, divertendoci, prendendo sta cazzo di tenda. No, ma la villa è nostra. Perché me ne fai mettere 2 e mi fai vedere 2 persone dietro? Cosa succede? Perché poi dice aggiunta permanente. Vorrei capire, ma non ho la più pallida idea. Allora, tu sei stato un po' bruttino. Ti metto così. 2 tende perché c'hai il doppio delle risorse di tutto al giorno. Doppi passi, doppi cazzi, doppio tutto. Tutto raddoppiato. E ci aiuterebbe un bel po'. Proprio buff finale. Puoi fare anche il contrario? No, questo no. Summer. Però avremmo 46 chiavi, Gianmarco. Così. Inverte così. Sì. Costa 10. Vai, se lo vuoi provare allora. Un mezzo spiritello che scrive tutto sto ma lo potevano mettere.
Allora, Gianma, con le chiavi stavolta Siamo a non posto. abbiamo problemi. Regen clippa. A posto, fatto. Questa se la vogliamo riutilizzare, lo possiamo fare. Allora, per le chiavi, Grazie. adesso, grazie mille, reghe, non ci sono problemi, Gianmarco. No, l'ho detto Regen, quando finiamo il grosso comunque ci vediamo un bel video spiegazione della lore. Che se voglio capire bene pure No, io. la storia la voglio capire pure io per bene. Allora, mo 36 chiavi. Non dico mettiamo tutte le caselle di nuovo, però penso che possiamo andare molto avanti. Io lo dico, possiamo aprire pure tutte le se carte. il gioco con 36 chiavi prese così all'inizio ci blocco, fa qualcosa, non dico che lo È disinstallo, colpa delle stanze però. Non colpa o colpa chiavi. delle stanze o per qualche altro motivo, fa un giorno di riposo, riflette sui suoi errori e sul suo comportarsi così male e poi torna. Però un giorno di punizione se la deve fare. Su. Dove cazzo vanno così? Da Sopra, qua, è sopra. sì, perché dobbiamo rifare il giro tutto da qua. Il cobra non è un serpente. E il Cobra Kai non muore mai. Mai. Queste sono le due regole principali. Tanto fra un po' si fa Wakadu, andiamo al cinema, andiamo a vedere un po' di sano kung fu e karate misto per creare il guerriero definitivo, la creatura perfetta. Sì. Potentissimo, potentissimo. Questo prende pure a Miguel, ma Allora, spero in qualche cameo anche dei personaggi di Cobra Kai. Così. Tuz. No, preferisco perdere la casellina sotto, ma almeno prendiamo chiave, un po' di energia e possiamo La salire chiave, di qua. Vedi che il gioco è una merda? Lo vedi? Facciamo così, trozzi. Trozzi patrozzi. Abbiamo una buca qui e c'è una moneta. A posto. C'è una cassa qui. Ecco. Grazie. Tu devi morire. Questo potremmo uscire fuori e vedere di scambiarlo. Sì, sì. Trozzil. Navello un po' particolare, hai dei tunnel per muoverti dentro. Ok. Bongi baloggi. Pigli la chiave, vai, vai. Allora, e spezziamo un pochino la monotonia e so pure 2 gemme. Allora, 2 gemme qui. Cuponcino qui. C'è altra roba sul tavolo, Consumato anche quello. No, spare room ce ne andiamo un pochino più centrali. Gemmina qui. Penso basta. Penso basta. Penso basta. Porco di... No, quella è un'altra mossa. Sì, quella. è un'altra mossa. Allora, Acquario a sto punto dai. te lo metto con tanto piacere. Comunque, se non avete visto ancora la serie ispirata a Kagururi, vi invito a vederla. Non per la serie che è una roba adolescenziale, ma per la ciucciona della protagonista. Vabbè, se devo vedere una serie solo per le ciuccione, ci vediamo High School of the Dead, io e Enzo. Già visto, già fatto. Già Marco, dai. Già Marco, per piacere. Sempre rimasto qua che poi è stato interrotto. Quindi facciamo il rewatch in tedesco. No, a me, a parte per le protagoniste, era bello il concept che, sai, quando c'è qualcosa a tema zombie mi piace. Era simpatico, per me, finito. Se tutto deve andare a puttane, a me va bene che mi va a puttane come a sto punto, sì. Ti permetto. Prison School pure simpatico. Visto anche quello. Un paio che... Andiamo Boku no Pico? Allora, adesso vediamo un attimo. Allora, mettiamo questa. Ci va nel culo che stanze meccaniche non ne abbiamo messe. Possiamo solo andare dalla scuola, ma almeno che non escono una dietro l'altra e non abbiamo gemme. Vega nera. Buona sedia, quello buona sedia. Caccia almeno una cosa di tua sorella. Caccia la pulla almeno, mortacci tu.
Allora, la keycard ce l'abbiamo, quindi Suka. Dovremmo vedere di risvuotare la piscina. Ora Pump Room. Pump Room, dai. Novità è quello, stiamo procedendo a pizzichi e bocconi. Siamo riusciti con la Laundry almeno a prendere 37-38 chiavi, quindi non abbiamo problemi. Tanto la zona centrale possiamo entrare pure da qua. Peccato non poter fare questa qua, questi altri 4 quadrati. Però qua il ginnasio 2 punti, sì, sì, ci sta. C'è una chiave qui, va bene a caricatura. Ah, no, non tanto, dai. Potrebbe uscire da Faruglia. Che ieri io da deficiente l'ho persa. No, ma scusate pure, non è colpa tua. E invece c'è la Prism che... Io ti odio. Allora, riassunto delle puntate precedenti. Noi ieri siamo entrati qui dentro e all'improvviso qui sopra c'era la chiave che apre una delle 8 porte giù. Noi eravamo felici, abbiamo fatto altre cose nella run, ci siamo dimenticati di averla nell'inventario e abbiamo finito la giornata. Ora, questa chiave ritornerà? Il gioco ha previsto che 2 deficienti con la chiave nell'inventario comunque skippassero il giorno, dopo 2 porte aperte. Anche che non ci arrivavi per altri motivi. Però penso che ritornerà la sì, chiave no, qui. A riapparire deve riapparire. Ma dobbiamo solo capire qua. Oh, che sennò è bordello grosso, Gianmarco. Hai fatto cazzata, se non così. No, abbiamo fatto cazzata. Abbiamo no, fatto cazzata perché... Hai capito? Mo cazzi tua. Allora, qua possiamo girare così e una prendere... cosa, quello che abbiamo trovato uno dei cerchi alchemici che ci serve per sbloccare da fare nelle 8 stanze sotto. Però mi sa che non l'abbiamo ancora aperto quello. Conferenzia. Documentos, por favore. Tu qui, giustamente. Non comprendo. Allora, Regen, quello praticamente, se ti ricordi, giù nel sottosuolo ci sono quelle 8 porte da aprire con le chiavi speciali. Abbiamo con gli stemmi demoniaci di quei cerchi con i simboli che tu aprendo una di quelle porte, se ti ricordi, c'era l'enorme cerchio con il simbolo al centro che dobbiamo girare le cose e capire come si risolve. Ok, a culo. Abbiamo trovato il disegno di uno di quelli. Allora, io una di queste me le porto dietro. Ma probabilmente non è una delle porte che abbiamo già aperto. Poi ti faremo capire. Abbiamo fatto la foto, ma non credo si veda bene dalla webcam con la luce e tutto. Che puoi mettere? Dice domani inizi la giornata con una chiave per ogni stanza che ha il simbolo del tempo all'interno. Però è chiuso qua è chiuso, ma possiamo tornare per giù. Però noi già avendo la morning e la break room inizieremo già con 2 chiavi domani, che non è male. Allora, diamo un'occhiata se per caso qui, perché qui un mistero c'è. Ieri l'abbiamo visto, c'è, è palese, ed è questi che girano in un modo, no, questo che è fermo e gli altri che girano tutti allo stesso modo, 1, 2 e 3. Quindi noi adesso continuiamo a girare e a vedere un attimo se per caso riusciamo a tornare, perché come ci dicemmo ieri non è che se arrivano a questo orario qui succede una cosa, è che sono ritornati dall'inizio. Quindi perdiamo un po' di tempo in giro. Dobbiamo stringere un po', sì, che tra poco devo andare. Che ore sono? 41. Vabbè, tanto noi queste combinazioni le riusciamo a fare comunque facilmente un'altra volta. La voce Farugli. Ti pigliata caramella? Sì. L'ho presa prima che venissi. Ne dovevo mangiare una prima di iniziare. E prima che iniziavamo. Allora, fatti il conto e ti trovi che le ho già utilizzate. Chiavi, mo naturalmente le troviamo
ogni 2 secondi. Buonanotte Reagan. Buonanotte, buonanotte Regen. Noi non ci conviene neanche tornare indietro per un paio di stanze, che se troviamo la pump dobbiamo perdere per forza altro tempo. Possiamo andare nella break room e staccare lì. Vai a questo punto. Così la keycard ce la teniamo per le prossime volte. Anche se troviamo la pump è un peccato perdere. E poi se dobbiamo staccare no, ci vuole troppo tempo. Meno che non te lo volevi fare un attimo tu. Mentre No, e non via, c'ho sfizio a farmelo da solo, anche perché comunque l'abbiamo fatto tutto insieme. Si nasce insieme, si combatte insieme, si muore insieme. Il livello dell'acqua semplicemente. No, poi domani no. a farlo. Metti che per come il gioco già ma abbassi l'acqua appare un drago che ti dà una chiave speciale o altro. Ma non credo. Mi perdo qualcosa, quindi no, rispettiamo le tradizioni. Cazzo vuoi tu? Ah sì, allora, la break room. Cosa c'entrano mo adesso la canzone dei Gormiti? Quello. Ah, la dovevamo mettere. Vabbè, in questi giorni quello tu ricordalo sempre quando vieni. No, io domani devo formattare il PC e vedere già alcune cose per i pulsanti e vedo se riesco a fare qualcosa. Allora, ragazzuoli belli, quello bello bellissimo. Tu rimembra che noi non dimentichiamo. Nel frattempo ti diamo la buonanotte. Buonanotte anche a Pierluigi se c'è ancora in sottofondo. Buonanotte a Francesco. Buonanotte a Francesco che ci lecca sempre le palle con piacere. Ragazzi, a domani. Buonanotte.